E niente, dobbiamo, dobbiamo parlarne con calma, speriamo con calma, ma la vedo difficile. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, mi piace il messaggio di Dario, vorrei partire con questo, perché mi sentite? Sì, penso che mi sentite, dovrebbe essere tutto a posto. Il calcio è tremendo, il calcio è, è crudele alle volte, però calma, nel senso che partiamo da un presupposto fondamentale. Avevamo un jolly da giocarci, ce lo siamo giocato, mancano due partite, non arrendiamoci adesso, io lo so che adesso sarà tutto un dare addosso a chiunque, un darci addosso tra di noi perché la sensazione che l'avevi riacciuffata e fa troppo male, però noi qua dobbiamo mantenere la calma. Mi automando un file perché dobbiamo partire da questo presupposto prima di leggere tutti i vostri commenti, ed è un presupposto fondamentale perché questo Napoli, onestamente, mi ha ricordato il Napoli dei tempi andati, dei bei tempi, perché guagliù, questo è il Napoli dominante. Questo è il Napoli che attacca, 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 riesce a farlo, poi cede una volta alla pressione. Il Genoa ha pressato una volta, mezza volta per fare il secondo, e questo è il Napoli che conosco io, il Napoli sprecone, il Napoli a cui familiare, a cui siamo abituati negli anni in memory, e ci devono spiegare Napoli-Verona e magari ci devono spiegare Napoli-Genoa, eccetera, eccetera. Quindi partiamo da questo presupposto qua, poi facciamo l'analisi e la facciamo. Esatto, no, ma hai ragione, dove sta? Il momentum non serve, l'avevo letto qua. È scalato. Ah, sta qua, Gabriele. Il momentum non serve se non la metti dentro. Hai ragione. E io perché nell'ultima analisi che feci o in uno degli ultimi video io vi dico, ah, ma fa gol, cioè non dico nemmeno dobbiamo fare gol, perché se fai gol e non lo prendi, che era una prerogativa di questo Napoli degli ultimi tempi, oh, giochiamo male, magari giochiamo male. Per me il Napoli del primo tempo non ha giocato nemmeno malissimo e abbiamo avuto un po' di difficoltà a costruire dal basso, perché ci venivano ad attaccare. Giustamente il Genoa lotta per entrare in Europa. No, scusatemi. Giustamente il Genoa lotta per non retrocedere. Ah no, scusatemi. Il Genoa fa una partita normale, normalissima, con i limiti che hanno, abituati a quello che fanno, perché questo è il loro campionato e questo sanno fare. Ti prestano, ti perdono tempo, fanno ostruzione e questo devono fare. Voi pensavate che avrebbero steso i tappeti rossi? Non li hanno stesi i tappeti rossi, e lo sapevamo che non lo avrebbe fatto il Genoa, non lo farà il Parma e non lo farà il Cagliari. Quindi partiamo da questo presupposto qua. Non metti la palla dentro, lo so, Politano, tiro fuori, pure un bel tiro, McTominay la rovesciata, poi arriva il gol di Lukaku, Raspadori parato su quell'assist di Di Lorenzo, altre situazioni. Nel frattempo un gol l'avevamo fatto, il pareggio è arrivato C'è della con live in l'autogol di questo Meret. supporto. Nicola, subito polemico. Subito polemico. Tu poi non mi devi stuzzicare, caro Nicola. Non mi devi stuzzicare perché
lo sai benissimo poi che cosa si darà. Si darà la colpa a lui se non vinciamo. Ma questo ne parleremo un po' più in là, perché non mi sembra il caso, non è questo il momento. Dobbiamo analizzare quello che abbiamo, se si può far meglio con quello che abbiamo e se riusciamo a buttare il cuore oltre l'ostacolo per queste ultime 2 partite. Non ci possiamo arrendere adesso, perché stiamo lì e vediamo quello che succede. Non possiamo contare, e questo è stato evidente, su altre sciuliate dell'Inter, perché lo sforzo Barcellona sicuramente, tutti l'hanno detto, dei media nazionali, anche quelli là napoletani non ve li raccomando proprio, ma quando mai, ma l'Inter col Torino, ma quando assolutamente non se ne fregano niente, metteranno le riserve. Zaleschi sembrava Zidane, sembrava assolutamente Zidane. Non possiamo contare sul passo falso dell'Inter, dobbiamo solo pensare a noi stessi e fare 6 punti. Non c'è altra storia, non c'è, te la devi pure guadagnare con le unghie e con i denti. Quindi sotto questo punto di vista non c'è assolutamente problema. Più che una squadra, l'Armata Brancaleone. Poi se dico che non ha fatto mercato, e ovviamente Conte non può farci niente, se dopo 10 minuti si fa male anche Lobotka, che allora ciao, adesso è solo colpa sua. Anche la questione Lobotka, no? Io lo vedo in campo e Conte te l'aveva detto, ecco perché noi facciamo anche l'analisi delle parole, delle virgole dell'allenatore in conferenza. Conte ci parla di Neres e dice sì, si allena, ha fatto un allenamento, un altro ce lo portiamo almeno in panchina. Lobotka sì, si è fatto un allenamento così, però vediamo, perché non ci rinuncio volentieri. Un Lobotka praticamente non recuperato, praticamente da considerarsi ancora infortunato, lo butti dentro perché, per quanto tu a parole puoi dire che Gilmour merita più spazio eccetera eccetera, a pari di Lobotka, anche con un Lobotka al 30, al 20, al 40% fai giocare Lobotka. È un errore dell'allenatore? Può essere che sia un errore dell'allenatore, è una realtà che noi non cadiamo dal pero, lo sappiamo, lo vediamo e ti sei giocato, un cambio te lo sei giocato. Questo cambia l'inerzia della partita? Non lo so, perché Gilmour secondo me non ha trovato bene la zolla, non si riusciva a inserire, comunque ha sofferto anche lui il pressing degli avversari, e il fatto che ti sei bruciato un cambio cambia poco per come Conte sta gestendo la squadra, perché alla fine abbiamo fatto i 3 cambi singoli, diciamo 3 slot singoli, senza poi avevi comunque esaurito i cambi così, perché Conte i cambi non li fa, si guarda indietro e non si fida di nessuno di quelli che stanno in panchina. Allora, Andrea, comunque dopo ogni gol il Napoli inconsciamente si ferma e abbassa il baricentro, gli avversari iniziano a pressare e a schiacciarci, se poi ammazzo il gol non arriva bene. Ah, se non arriva bene, oggi invece hanno segnato, sì, così. Però che si ferma e si abbassa inconsciamente. Guardo un attimo questo schemino, vediamo se ti può dare ragione questa cosa. Abbiamo dato un pochino comunque ancora pressing dopo il primo gol, C'è stato quel momentino, poi ha avuto quel momento che poi sono state 3 calci di punizione, un calcio di punizione, pure quello là, Raspadori salta e Vitigna sviene e gli danno il calcio di punizione che poi porta al gol, quello là del giovanotto, a Anor, figlio di Ekabor, di Kvar no. E poi il Napoli segna, ma continua, vedi? Continua, quindi inconsciamente siamo d'accordo. Conte comunque continuava a dire avanti, in avanti. Un po' di braccino, secondo me, inconsciamente i ragazzi ce l'hanno, io sono pure d'accordo. E questo non si... è difficile da cambiare se nel gruppo c'è questa paura inconscia di perdere un'occasione del genere. Allora, Anghissà inguardabile, Anghissà è un tema perché me lo stanno scrivendo tutti, anche nel gruppo leggevo di grandi critiche su Anghissà. Sì, non è stato l'Anghissà che serviva oggi sicuramente, non è stato nemmeno la peggiore partita secondo me di Anghissà, onestamente, però col senno di poi, anzi col senno del durante, perché vedrete la reaction, dove io quando lui toglie Raspadori e mette Billing
io vi dirò in reaction, dico, capisco, perché ti conosco Conte, capisco questo cambio, però io non sono d'accordo, perché lanci questa paura anche in campo, insomma, metti il lungagnone per fare la lotta, e il calcio è proprio crudele per questo, perché alla fine è proprio il difensore che si inserisce, Billing che sta là e quasi ostacola Oliveira, perché non riesce a saltare ed è il più alto che abbiamo, e quindi di testa le dovrebbe prendere tutte lui, mentre se fosse stato Raspadori a saltare lì probabilmente non avrebbe nemmeno avuto il compito di seguire un eventuale difensore, non ci sarebbe stata la storia. Però come in qualche modo si comunica, delle volte ti è andata bene, cioè, abbiamo la controprova che delle volte ti è andata bene, hai portato il risultato a casa, e altre volte non ti è andata bene, come quelle per esempio quando entrò Mazzocchi e segnò la Roma, delle volte così e delle volte no, purtroppo è così. Quindi mi ricollego a questo, perché se volevi mettere Billing potevi metterlo per esempio al posto di Anghissà, ma mantenevi l'impianto che stavi utilizzando, anche perché Raspadori era vispo, mi sembrava fresco, è uno di quelli che probabilmente è il più fresco anche mentalmente, perché è stato utilizzato poco quest'anno, quindi è uno che ti dava una mano e quando si ripartiva ti dava freschezza, e non ci avrei rinunciato onestamente. Quindi sotto questo punto di vista si può dire che non è stata una sostituzione felice. Però mi permettete di aggiungere che il colpo di testa di Vasquez va nell'angolino imparabile, e poi c'è il colpo di testa di Billing che esce di tanto così. Alle volte i centimetri fanno la differenza nel calcio. Nobody ask. Ah no, qua vi state rispondendo tra di voi. Va bene, lasciamo stare il Barcellona, scegliti la squadra che vuoi tu, mettila nella stessa frase, la sostanza di ciò che voglio. Vabbè, qua non posso capire di cosa state parlando. Ngonghe al posto di Spinazzola avrebbe potuto dare una mano, non capisco come faccia Conte a non farlo mai giocare. Ngonghe si scoccia di giocare a calcio, questa è la mia risposta, e che ti può sembrare una risposta assurda. Orin, abbiamo ascoltato interviste dove Ngonghe con tanta allegria e tanta onestà dice: ma la fase difensiva non è la mia cosa preferita. Con Conte non giochi, non scherziamo, perché si preferisce. Ngonghe è uno di quelli che ha spunto, che ha tiro, che vede la porta, la vede più di Politano. Con Conte non giochi se non dimostri un'applicazione le volte in cui devi giocare, che vai a mordere le caviglie degli avversari. Io credo che Ngonghe non gliel'abbia dimostrato a Conte, di conseguenza esclude, te lo porti in panchina ma è come se non ci fosse, prendere o lasciare, mi dispiace, prendere o lasciare. Quindi non capisco come faccia Conte a non farlo mai giocare. Io lo capisco, perché ho unito i puntini prima e me ne sono reso conto. Ora arriva l'alta marea, saremo in grado di reggere il contraccolpo psicologico? Ottima domanda, lo vedremo. Non aspettiamo, io vi dico solamente questo, e i ragazzi lo sanno sicuramente, non ci aspettiamo che il Parma ci faccia passare, non ci aspettiamo che il Cagliari ci faccia passare. Ce lo siamo giocati, il Jolly ce lo siamo giocati già, e quindi bisogna fare 2 vittorie. Ha interrotto la striscia, perché fare tutte vittorie consecutive sarebbe stata l'impresa che ha fatto solo il Napoli in questo campionato, cioè delle 7 vittorie consecutive. Non si fanno così a cuor leggero 7 vittorie consecutive, anche quando hai avversari più scarsi. Non si fanno, è storia del calcio, esistono degli esempi folgoranti, e tu te li ricordi proprio perché sono pochi. 7 vittorie consecutive non si fanno, specialmente se è una squadra che ha dimostrato di avere dei limiti in attacco, non segniamo con grande facilità, siamo solidi in difesa senza dubbio, ma per vincere le partite consecutive devi avere una produzione offensiva maggiore di quella che è il Napoli. Arriva la giornata in cui non era nemmeno stregata la porta, perché 2 gol li hai fatti, però si è scoperta la coperta corta, si è scoperta poi la difesa e abbiamo preso 2 gol di testa, che è una cosa rarissima. Io non lo so se il Napoli aveva, perché c'è una statistica che tengo in mente, che il Napoli non aveva subito gol di testa, o forse non li aveva subiti sul calcio d'angolo, la devo andare a riprendere, ma questo è quello che ricordo. Sul primo gol del genere il fallo di Raspa non esisteva, corretto Lorenzo, corretto, lui salta solamente per prendere il pallone, simulazione di chi mi pare fosse Vitigna o Messias, non lo so. C'è della live in questo supporto. Era quella partita GV9358 che ringrazio,
era quella partita in cui gira tutto male. E non... Guarda, io non voglio cercare scuse, perché lo sai, noi facciamo l'analisi di quello che ci piace, di quello che non ci piace. Sicuramente nell'analisi poi di domani, di dopodomani, lo faremo con ancora più approfonditamente. Però sembrava una di quelle partite là. E ripeto, il calcio ti porta a questo. Esistono partite così. Esistono le partite dove tu fai il possibile e non riesce. Esistono altre partite in cui tu fai pochissimo e ti riesce quel gol, quell'azione da gol che ti porta alla vittoria. Non cadiamo dal pero anche qui. Il calcio è crudele sotto questo punto di vista, perché alle volte passa chi merita, alle volte no. E il fatto che si sia pareggiato è un'altra testimonianza che le finali non esistono, o meglio, sì, sono tutte finali, ma anche questa finale l'hai pareggiata. E si è visto anche quando all'ultima occasione Spinazzola chiede a Meret di battere il calcio di punizione a centrocampo. Meret si chiama Gilmour perché sta 2-2 e perché questo è il jolly. Là c'è una questione anche di maturità. Boh, lo so che questa è una frase di Garcia e quindi non piace sentirla, ma quando non puoi vincere è meglio non perdere. E in questa occasione specialmente non devi fare nessun calcolo che dice però se poi no. No. Questo era proprio il jolly. Se noi ci siamo giocati il jolly in questa partita qua, non la potevi perdere. E quindi se fosse stata una finale, la batte Gilmour, ma Meret va in area a saltare. Oppure la batte Meret direttamente. Forse è meglio che la batte Gilmour, che è più corto. Perché se poi te la rifà non fa niente, pareggi. Visto che non è una finale e arrivano adesso le finali dove hai un risultato, devi solo per forza vincere, perché un altro pareggio ti condanna senza alcun dubbio a guardarti gli altri alzare la coppa del campionato. Quindi esistono i pareggi. Allora, il Como è a 6. 6 vittorie consecutive, hai ragione Gennaro, lo so. E infatti vediamo. Potrebbero vincerne un'altra e poi perdere con l'Inter. Per esempio, potrebbe succedere così. Il Como è una squadra che gioca bene, una squadra che gioca benissimo, che una volta che si sono scrollati di dosso il pensiero, vi ricordate se a un certo punto stessi punti del Verona, tutti quanti, qualcuno, ma si parla tanto di Fabregas, in tanti tengono gli stessi punti del Verona, il Como deve stare attento. Il Como non deve stare attento, il Como ha fatto un mercato oculato, ha fatto una bella squadretta, ha una mentalità giochista senza problemi. Nel momento in cui si sono scrollati, si sono salvati, con grande libertà hanno continuato a giocare il loro calcio e a trovare gol, a trovare azioni, eccetera eccetera. Sì, sono sempre un po' vulnerabili dietro, però segnano con molta facilità. Grazie amico, che non so qual è il tuo nome, ti vorrei chiamare per il nome ma non saprei, e ricordo a tutti abbonati che dovete scrivermi poi in privato, io a fine live vi recupero, controllo gli abbonati e vi aggiungo al gruppo Telegram. È una cosa mia per darvi qualcosa in più, per ringraziarvi del vostro supporto, oltre a tutte le emoji che tenete, tutte le cose che avete per divertirvi. Si chiama JV9, sì, secondo te a dicere JV93 è difficilissimo. Croma! 2 colpi di testa, 2 gol. Dovevamo capitalizzare meglio le occasioni avute. Sui gol si è dormito, si poteva fare di più. Ora c'è da soffrire per 2 settimane. Non stacchiamo la testa. Esatto, questa poi è la... Ecco perché io ho un po' di paura dell'eventuale contraccolpo anche dell'ambiente, non solo perché, raga, Juve, non giriamoci intorno, questi leggono, questi vivono la città, non abbiamo un'altra squadra da sfottere, la Lazio, la Roma che possono sfottere l'Inter, il Milan. No, siamo solo noi con le nostre paturnie, e quindi se poi c'è un po' di scoramento, ma non lo so se poi il tifoso, quello là della strada, avrà questo tipo di atteggiamento. Il tifoso del social invece lo conosco e so che può essere più tranciante, si potrà già dire è finita qua, non ci mettiamo più il pensiero. Potrebbe essere un modo di viversela che io non è che vi posso costringere a vivervela diversamente, però non mi sembra il caso, se poi i ragazzi leggono e si fanno influenzare da questa roba, di dare un'ulteriore mazzata psicologica, perché sarebbe veramente un peccato.
ancora fattibile. Il Genoa ha preso anche la traversa, hai ragione, hanno giocato, i nostri giocano con la paura nelle gambe, ma perché ogni volta? Non lo so se volevi continuare, oppure ma perché ogni volta si gioca con la paura nelle gambe? È perché evidentemente sei forse anche consapevole dei tuoi limiti e sai, no? C'è della live in questo supporto. Che hai difficoltà a segnare, ogni volta sembra un'impresa titanica. Tore Falanga, direi che è palese che la squadra non ne ha più. McTominay forse è l'unico più vivo in campo. Il Genoa ha fatto il suo, il tiro di Rasp mi aveva illuso. Grazie mille Tore, sì, infatti sì, perché oltretutto il gol di Raspadori arriva in un momento in cui sembrava che il tempo stesse scorrendo velocissimo, sai, quella sensazione di solo con sta facendo una partita, rimaniamo sull'1-1, non riusciamo a recuperarla, invece arriva il lampo di Raspadori, McTominay che tra l'altro avete visto le statistiche, vince 10 duelli, ne avrà vinti anche qualche altro. Insomma, vivo sicuramente e sul gol di Raspadori si blocca il tempo come se il cronometro che stava scorrendo velocissimo si ferma completamente e adesso hanno tutto il tempo di farcene un altro e così è stato. È pazzesco, il calcio è pazzesco proprio. Grazie mille Tore sempre, eh. È chiaro che il presidente dell'Inter ha pagato il Genoa. Non lo so se è una provocazione, se mi vuoi far leggere cose così, non ti seguo, siamo persone serie qua. Rigore per il Napoli c'era, Marelli dice giusta decisione dell'arbitro. Caro Michele, ho visto mezzo replay, non ne abbiamo visti 1000 come li abbiamo visti con quello di Politano, sembra una situazione simile a quella di Politano. Il braccio è un po' largo, se la palla finisce qua invece che qua, e allora non possiamo lamentarci. Se invece la palla finisce prima sul braccio, mi sarebbe piaciuto rivederlo. Purtroppo l'azione continua per svariati, quasi più di un minuto, continua a girare il pallone, quindi non si ferma e il VAR c'ha il tempo di vedere, no, si è continuato a giocare, quindi avranno visto mezza volta e poi si è liquidato con mezzo replay. Rivedremo, perché questi replay poi escono con l'ingrandimento, gli audio alle volte non escono, però gli ingrandimenti alle volte escono. Vedi il pugno di Kalulu, che si sono lamentati, non ha preso niente, non ha fatto niente, e invece ha sferrato proprio un pugno Kalulu, quindi l'espulsione era giusta. Vediamo se ce ne faranno sapere un po' di più. Come detto in precedenza, era più difficile la nostra partita che quella dell'Inter, sì. E comunque senza esagerare, perché può capitare, ma Meret oggettivamente non è stato all'altezza stasera, che dici? Probabilmente il secondo gol veramente difficile da prendere, perché va proprio angolata e non lo so se poteva arrivarci. Sul primo onestamente non posso non dargli qualche colpa, perché la prende, la butta sul palo, poi la sfortuna è che gli sbatte poi sulla gamba, però magari con un po' più di spinta, quando la prendi e la pari fuori dalla porta, invece l'ha deviata praticamente sul palo, e lì forse si poteva fare qualcosa di più. Onestamente negli occhi c'ho quella parata che fa Martinez su Adams, la parata alla Donnarumma, cioè un riflesso incredibile a colpo sicuro, e Martinez è il secondo portiere dell'Inter e onestamente sta facendo anche lui la differenza insieme a tutte le altre seconde linee, che ci possono dire quello che volete voi, ma sono giocatori di livello, e se fatti ruotare in un certo modo, se chiamati in causa al momento giusto, si stanno guadagnando anche loro la medaglia, onestamente, se ci arriveranno. Poi nel racconto del calcio, signori, c'è questo perverso modo di scaricare, c'è della live di in questo aumentare il supporto. valore dell'avversario per poi darsi uno slancio più alto se riesci a batterli. È sempre così. Almeno a Parma giocherai per vincere e basta, caro Mario. Sì, anche perché ci dovrebbe essere la contemporaneità, quindi non puoi fare alcun tipo di calcolo. Io credo che il Napoli abbia giocato per vincere anche stasera, poi è chiaro, negli ultimissimi minuti ci devi ragionare, perché non puoi prendere poi un contropiedaccio. Questa è la partita dove te ne potevano fare pure 3.
perché ogni occasione arrivava in porta e non era possibile. Però secondo me il Napoli avrebbe a prescindere giocato per la vittoria con il Parma, anche perché, io ripeto, tutti la danno per scontata, la partita col Cagliari, è incredibile che nessuno ne stia parlando di quanto il Cagliari è una nostra bestia nera per troppi motivi di ambiente, per tutta una serie di motivazioni, quando ci sono state dichiarazioni ufficiali di giocatori che hanno detto no, i tifosi ci chiedono di vincere col Napoli, il presidente ci ha offerto questo o quell'altro se vinciamo con il Napoli. Voi non avete idea, cioè se il Genoa non aveva niente a che vedere onestamente storicamente e hanno fatto una partita di ostruzione, di grande pressing, di perdite di tempo nel primo tempo, cioè Vasquez è stato ammonito nel primo tempo per perdite di tempo, cioè ti vieni a strappare un pareggio, ma che significa? Significa quello che significa un Vieira ex interista, che gli può far piacere perché resta nella storia dell'Inter, come a noi può rimanere nella storia Orsolino, e Vieira che ferma il Napoli entra nella storia dell'Inter alla grande, mica è poco. E poi tutti i giocatori, una volta che hanno trovato i loro obiettivi, si possono togliere uno sfizio e si ricordano negli annali i gol particolari che fanno perdere. Mica siamo la prima squadra al mondo. capita e poi si ricorda, sono storie che si tramandano, quindi così. Il Cagliari ha bisogno di punti, stasera il Genoa ha giocato la sua finale di Champions. Sì, ma anche, ti ripeto Luigi, anche se il Cagliari l'ultima giornata è salvo matematicamente, io non mi fido, non mi fido assolutamente. Conosco tutti i polli, li conosco tutti. Scorrono i messaggi, siete tantissimi ovviamente. Il Napoli per vincere deve soffrire il triplo, nulla da fare. Comunque Billing ha paura di colpire la palla di te, sei alto 2 metri. Conviene Olivera centrale, che poveri cornei. Vabbè. Grazie Filippo anche per il richiamo. Quello è un video a parte che magari lo riprenderemo per forza, ma mi sentivo il dovere perché mi sono sentito chiamato in causa e non esiste proprio che mi devo cioè non era per me, ma era per molti di noi che abbiamo fatto una scelta nel momento in cui abbiamo saputo le 2 finaliste. Poi se mi devo mettere a tifare Inter per andare contro a te, no, onestamente non ci riesco. Ho molti più motivi per tifare dall'altra parte, ma questo è un altro paio di maniche, ci torneremo. Conviene Olivera centrale, ragazzi, qua ritorniamo al discorso di prima. Non lo so se conviene, ma so che Conte la sua scelta l'aveva fatto anche quando poi abbiamo visto Rafa Marin titolare, perché Conte ce l'ha detto proprio in conferenza, doveva giocare Olivera, però Raspadori, poi ha avuto la febbre e quindi ho cambiato idea. Quindi questa è la verità. E se noi a gennaio parliamo solamente che non hai sostituito Kvaral, che hai preso Okafor, che Conte non lo vede proprio, che fa fatica, che non è pronto, così ci dimentichiamo anche il difensore, che evidentemente era stato chiesto a gran voce. Se tu avevi individuato in Danilo, poi ti sei fiondato su Comuzzo e ti hanno sparato una cifra assolutamente assurda per il valore di Comuzzo, ma ci doveva essere un'altra idea. Se tu ti stai giocando un campionato e te lo stai giocando con uno di cui Conte non si fida, poi Conte può sbagliare e Rafa Marin diventerà un grandissimo giocatore. Non è il momento di parlarne, l'abbiamo visto troppo poco per giudicarlo, però Conte l'ha visto abbastanza, l'ha visto tutta l'estate, lo vede tutte le settimane. Se Conte non si fida, io non mi fido ciecamente di Conte, può sbagliare Conte, però rilevo, capisco, segno e non mi sorprendo che Conte preferisca utilizzare tutti e 2 i terzini e mettere Olivera centrale. Una partita, l'altra l'aveva fatta bene, questa qua molto peggio, perché anche in 2 occasioni stava mandando in porta gli avversari con 2 passaggi sbagliati, e questa è la condizione. Poi oltre a Rafa Marin qualcuno mi diceva che Juan Jesus era in panchina, non lo so, però ci ha detto Conte che Juan Jesus si sente pronto per giocare, i dottori invece dicono non è ancora il momento. Siamo lì, Lobotka lo butti dentro, non ce la fai, lo devi sostituire.
Ci aggiungo un altro dettaglio: Olivera è diffidato. Se Olivera prende un cartellino giallo viene squalificato, e quindi sta giocando, penso, anche con questa responsabilità addosso. Purtroppo sono scelte che devi fare quando poi la scelta a gennaio è stata quella di non colmare una lacuna che il tuo allenatore ti aveva segnalato. Volano tutti i messaggi e io vi bacio, vi abbraccio. Potete visitare la Coffee page, dove potete lasciarmi un coffee. Il Parma oggi ha perso, sì, e questo significa. Ma ripeto ancora una volta, il fatto che Parma e Cagliari non siano salve non cambia nulla, assolutamente nulla, perché il Genoa oggi era salvo, ampiamente salvo, e abbiamo avuto le difficoltà che abbiamo avuto. Quindi il fatto di incontrare squadre salve, non cambia il fatto che sei tu ad avere la responsabilità di fare la partita e di farla sembrare semplice, come hai fatto per esempio con il Torino, dove la partita è sembrata semplice. Si può dare delle responsabilità al Torino, perché poi se il Torino non ha posto grandi resistenze contro l'Inter, l'Inter è sembrata veleggiare senza problemi nell'acqua di Torino. Io mi sento di dire in tutta onestà che anche col Napoli non hanno posto grande resistenza ed è stata abbastanza facile. Ottimo spunto, amico mio. Ottimo spunto, come vi dirà anche Kivu. Potrebbe togliersi uno sfizio ambientale. Nei vocali le parole di Conte, grazie Fabio. Ti abbraccio, siamo alla mezz'ora, possiamo ascoltarle, mi sembra indicato. Grazie mille. Ci spostiamo, nel frattempo stanno arrivando, queste penso siano le parole di Conte, esatto, sono arrivati un po' di vocali che recupereremo. Vai. Sì, buonasera a tutti. Parti tu, Ciro. Ok, ciao Antonio. Allora, detto che il destino è sempre nelle vostre mani, avevi avvisato che comunque questo finale di campionato poteva riservare qualsiasi tipo di sorpresa. Ti chiedo soltanto, è la prima volta che subite 2 gol di testa, se pensavi che potesse essere gestita meglio quella situazione, quelle 2 situazioni. Sai, hanno fatto 2 tiri in porta, hanno fatto 2 gol. Cioè, è vero. Capitano anche questo tipo di partite dove comunque ti tirano 2 volte in porta, alla fine ti fanno 2 gol. Quando subisci gol sicuramente puoi fare qualcosa di meglio. Dispiace perché comunque è una partita che avremmo dovuto vincere per quello che abbiamo prodotto, per quello che abbiamo fatto. E rimane amarezza, no? Rimane amarezza, poi figuriamoci, soprattutto la parte finale. Beh, dà fastidio non vincere a inizio campionato, durante il campionato, figuriamoci a 3 partite dalla fine. Quindi, però ci sta, il calcio è questo. Era entrato anche Billing per alzare un pochettino la contraeri, per non subire questo tipo di situazioni. Ha fatto un cross, hanno colpito e niente, ha pareggiato la partita. Onore a loro, anche se penso che ho poco da rimproverare. È vero, per amore di verità fa bene Pasta e Cece a ricordare che hanno preso anche la traversa. Fammi vedere dove l'hanno presa. Sì, dopo un'occasione di Di Lorenzo di testa su cross di Spina, Pinamonti prende la traversa, e questo però è prima. La traversa viene prima dell'autogol di Meret, giusto? Bravi. Per l'impegno, per la volontà, per tutto quello, per la partita che è stata fatta, perché tiri 22 volte, 11 nello specchio della porta, hai il possesso palla, fai la partita e alla fine la pareggi. Concedi 2 gol e bisogna migliorare in queste situazioni. Valon, Berani. Sì, mister, buonasera. Nella gestione Sì, di queste settimane sarà più importante, secondo te, mantenere comunque l'entusiasmo? Siete ancora lì davanti? Oppure la gestione della frenesia, dell'agitazione e soprattutto non farsi prendere dal panico saranno le cose fondamentali che dovrai gestire questa settimana? Guarda, è inevitabile che in questo momento c'è amarezza, no? C'è amarezza perché comunque non meritavamo di pareggiare, di perdere punti così in questo tipo di partita. Al tempo stesso bisogna sapere che comunque ci siamo giocati un bonus, ci siamo giocati il bonus, quello che avevamo, dei 7 punti che ci servivano. Conte, non dire le parole mie. Vabbè, questa non mi prendo merito perché
è semplicemente la realtà, il racconto dei fatti. Corretto anche quello che dice Sniper, la traversa viene 30 secondi prima del gol, è quasi la stessa azione. Sì, è quel momento di pochi minuti dove il Genoa ha avuto un momento di grande pressione e ci ha messo in difficoltà. Ne abbiamo fatto uno, quindi dobbiamo andare a vincere le altre due partite, ma c'è poco da fare, questo ecco, se vogliamo. Aspetta, non sento niente, come non senti niente? No, datemi conferma perché se sto sentendo solo io sto facendo una live di silenzio e non mi sembra il caso. Grazie Emanuele, recupero, grazie mille a tutti. Giovanni, eccolo qua. Ah, hai cambiato, sono il FJV. Ok, mi fa piacere poterti chiamare per nome. Giovanni, permettimi di dire che 11 tiri in porta non li facevamo da un po' e che onestamente i ragazzi ci hanno provato con tutto quello che avevano. Restiamo calmi e positivi. Grazie Giovanni. No, è proprio quello che dicevo, cioè nel senso che anche nel primo tempo, che di solito io lascio mezza parola nel gruppo Telegram, non faccio l'analisi perché poi sto in trance agonistica e non faccio nessun tipo di analisi. Però Enzo mi ha scritto in privato, dice non hai scritto niente. È perché sono pietrificato, caro Enzo. Ero pietrificato. Avevo già in testa tutto un racconto di questa partita dove vi potevo anche dire: vedi che il Napoli poi non gioca così male come ce la vogliono raccontare, perché si sviluppava a sinistra anche, si sviluppava con Spinazzola che andava in profondità, si sviluppava come al solito sulla destra, per vie centrali un po' più difficile, ma è lì dove avevi l'intruppo e quindi rendevi il lato debole più pericoloso. Avevo una serie di cose in testa perché Napoli stava sviluppando, quindi l'analisi deve essere fatta, andrebbe fatta senza risultato, ma è una cosa difficilissima. E nel ringraziarti ritorno alla situazione dei messaggi. Siete sicuri che si sente, no? Perché no, si sente benissimo. Ok, brava Angela, grazie mille. I like, non vi ho chiesto i like perché giustamente siete tutti depressi. Fatelo per me per una cosa, perché è dura non chiudere tutto, far saltare tutti i computer così. Grazie mille per la comprensione. Ambire a vincere il campionato, ripeto, facendo qualcosa veramente di c'è poco da fare, questo ecco, se vogliamo ambire a vincere il campionato, ripeto, facendo qualcosa veramente di incredibile. Poi anche oggi abbiamo perso un altro pezzo che è Lobotka, subito, però al tempo stesso, ripeto, non tutto l'anno che noi non ci siamo mai appigliati a sfortuna o cose varie, abbiamo sempre trovato la soluzione. Cercheremo anche questa settimana, queste ultime due partite, di trovare la soluzione migliore. Se gli altri poi saranno più bravi, complimenti a loro. Gli ultimi due passi sono i più importanti della sua carriera, con te? Ma in che senso? Di quale carriera? Oh, che bello la risposta, ma in che senso? Ma che cazzo di domanda stupida è? Della carriera da allenatore per cercare di conquistare il titolo. Lei ha vinti diversi di titoli, ecco, in realtà completamente diverse tra di loro. Cosa rappresentano questi ultimi due step? Ma gli ultimi due step rappresentano sicuramente un traguardo che all'inizio era assolutamente non prevedibile e quindi tagliare il traguardo sarebbe sicuramente qualcosa di bello, di incredibile. Lo merita anche questa gente di Napoli che ci ha sempre seguito con grande entusiasmo, con passione, però anche oggi, ripeto, io penso che noi stiamo andando comunque oltre. Sentite Conte, discorso da brividi, cliccate, ragazzi, la gente di Napoli lo merita, le solite cose. A volte andiamo oltre i nostri giri del motore, quindi a questi ragazzi va sempre detto grazie in tutto e per tutto. Però ripeto, oggi adesso c'è amarezza perché non fosse un pareggio meritato, va bene, però ragazzi ci hanno messo tutto, sicuramente il dettaglio che sposta il risultato, io lo ripeto sempre, oggi magari nei dettagli forse potevamo fare qualcosina in più. Grazie Antonio Conte. Va bene, niente di che. Andiamo all'inizio dei vocali, che ovviamente ne sono tantissimi. Luigi, era proprio quello che dicevo, forse ti sei collegato dopo. Siamo proprio sicuri che Lazio e Como siano meno ardue per l'Inter rispetto a Parma e Cagliari per noi. Non siamo sicuri proprio di niente. Non siamo sicuri proprio di niente, assolutamente.
secondo me noi abbiamo due partite difficilissime, ma al di là di quello che può essere l'avversario, partendo dall'analisi di quello che siamo noi dopo un campionato intero, perché non è che abbiamo fatto 2 o 3 partite, dice il Napoli ha dimostrato la difficoltà, oppure il Napoli sembra in grandissima forma e tu fai l'analisi. No, è l'analisi di tutto un campionato, dove hai dimostrato dei limiti, dove hai fatto vedere delle lacune, dove hai avuto difficoltà e dove alcuni risultati li hai strappati con i denti, altri ti sono venuti meno all'ultimo secondo, quindi si è bilanciato abbastanza quello che è il percorso del Napoli. E ci siamo, non è niente di strano e di particolare. E il fatto che il Napoli sia questa squadra qua, con pregi e difetti, che rende le partite anche con Parma e Cagliari difficilissime. Non scherziamo proprio. Ascoltiamo Francesco. Ciao Ale, ciao amici bellini, pareggio tosto da digerire, perché adesso da ora in poi devi vincere sia contro Parma che contro il Cagliari, non puoi permetterti di staccare neanche una partita. Sono stato allo stadio e ho visto un accanimento nei confronti di Meret, ma robe che non ho mai visto, gente che durante la fase di impostazione se la prendeva con lui, sul secondo gol stessa cosa, c'è un accanimento nei confronti di questo ragazzo che è a dir poco esagerata e questo bisogna farlo evidenziare secondo me, perché è grave, molto grave. Il Genoa che giustamente, sai, la gente dice vabbè, ma quello non si giocano più niente, però noi siamo il Napoli, dobbiamo sempre ricordarlo, quindi Parma e Cagliari, se si giocano o non si giocano la lotta per la salvezza, poco cambia secondo me. Va bene, Francesco ovviamente non sapendo, perché questo è arrivato alle 4:47, adesso sono le 5:35, non ha fatto altro che anticipare quello che poi vi ho detto io. E per quanto riguarda Meret, sì, l'ho notato, è una frustrazione che allo stadio, la bolgia del Maradona, sarà una bolgia, il sold out è a tuo favore quando lo stadio ti spinge, ma se lo stadio mormora è al contrario, può essere un handicap, e questo lo sappiamo. Purtroppo c'è stata la frustrazione nel vedere il Napoli bloccato dal pressing del Genoa, che doveva per forza passare per il portiere. E mi rendo conto, a un certo punto nella reaction lo dico anche, perché non la facciamo qualche palla in avanti senza rischiare il fazzolettino? Perché col fazzolettino ti esponi a questo pressing uomo a uomo che faceva il Genoa, qualche palla in avanti, e non era nemmeno, le volte che l'abbiamo fatto, penso che lo abbiate notato, non era nemmeno una palla su Lukaku, era una palla alta sulla spizzata di McTominay, che è spostato sulla sinistra, quindi non una palla centrale, e poi da lì si va a dare rifornimenti a Lukaku e a Raspadori. Secondo me si poteva fare anche di più, e invece Meret ha un po' temporeggiato. Ecco, per esempio, uno che vuole fare una domanda a Conte, dice: Conte, ma nel momento in cui ti vengono a prendere alti così, volevi che il portiere temporeggiasse per uscire con degli scambi veloci da superare il primo pressing, in modo tale da creare le praterie? Scelta filosofica che potevi fare. Oppure hai chiesto ai ragazzi ogni tanto di fare qualche pallata in più da attaccare come seconda palla, in modo tale da superarlo a piedi pari questo primo pressing? Gli è arrivata questa domanda? Non gli è arrivata. Se gli arrivava, allora uno poteva prendersela con Meret, dice: guarda, quello Conte ti ha chiesto, appena palla a te, palla subito in avanti verso McTominay e Lukaku, subito, che perdi tempo. Se invece Conte non gliel'ha chiesto, non te la puoi prendere con Meret e devi prendertela con chi in difesa deve fare una rumba di movimenti. Una volta deve venire Gilmour, una volta deve venire anche McTominay, una volta Anguissa. Secondo me è mancato molto Anguissa come secondo, come opportunità da secondo play, non si è fatto vedere tanto e avevamo difficoltà a costruire. Secondo me questo è stato. Fabio. Ciao Valerio, buonasera amici bellini. Lo so, mi devo contenere, non posso bestemmiare. Bravo. Si sta contenendo, si è conteso. Si è conteso. Si è conto. 2-2. Conte. Bravo Fabio. Ciao Valerio, buonasera amici bellini. Ciao Vale, ciao amici bellini, tu mi devi perdonare, lo so che siamo tutti sotto la scuola di Enzo della serenità, ma io sto cominciando a perdere la pazienza, perché mi sono rotto il cazzo di vedere Anguissa in questo stato in campo, giochi uno in meno sostanzialmente, e sono ancora più stufa di Conte che non lo toglie sotto nessuna circostanza, perché appena ho visto il cambio di Billing ero certa al 110% che avrebbe tolto Raspadori e non Anguissa. Punto primo. Perché Punto secondo, sai?
stanca di buttare in mezzo in campo giocatori che vengono da infortuni e che rischiano di farsi male di nuovo, perché il Vodka non era pronto per giocare, l'hai voluto buttare in mezzo lo stesso, si è fatto male di nuovo, perfetto. Di tattica ti posso parlare poco perché è riuscito quasi nulla nel primo tempo. Abbiamo riprovato a fare quel triangolo con Raspa vertice basso, ma uno dei due centrali a turno lo seguiva sempre, quindi ha trovato pochissimo spazio. Nel secondo tempo abbiamo provato ad allargare un po' di più sulle fasce, qualcosina in più si è creato, ma sinceramente questo non è un atteggiamento di una squadra che sta lottando per vincere lo scudetto. Ci siamo cacati sotto, sì, palese. E l'ultima cosa, io sono veramente stufa di questa narrativa becera di questi giornalai, perché non è possibile che io all'intervallo di Dazzona mi devo sentire l'inviata che chiede a Messias ma adesso dovete fare di tutto per sfruttare questo momento di shock del Napoli e avete ammutolito lo stadio. Ragazzi, ma cioè io veramente non riesco a sentire una narrativa del genere. Però tutto a posto, tanto settimana prossima arriva De Bruyne, lo accogliamo all'aeroporto e niente, poi ci guardiamo con calma e serenità alla finale di Champions da bravi cornuti. Un bacio. Grazie Valentina. Sì, e lo ripeto, riprendo un discorso che ho accennato più volte e che ho ribadito nel video di stamattina, di oggi pomeriggio, insomma. Il centro della comunicazione sta lassù, e lo vediamo anche nei nuovi, no? Non solo la Gazzetta, il Corriere, eccetera eccetera, lo vediamo nei nuovi come Cronaca di Spogliatoio, stanno lì ragazzi, e io ho girato agli abbonati, poi non lo so se lo potrò fare nel girare anche pubblicamente delle notizie che ho appreso, niente di strano, niente di grave, però alcune cose che ti fanno comprendere qual è il rapporto che hanno alcuni di quelli che muovono la comunicazione, perché la muovono loro, perché parte tutto da là, sono più potenti, hanno più lettori, e quando poi c'è una lotta punto a punto tra una squadra di quelle zone là e una squadra noi di conseguenza si alza, lo diceva Spalletti, no? Ti alzano sempre di più per farti cadere, per farti fare più rumore se cadi, e idem sta succedendo con De Bruyne, ti esalti, come hanno fatto per Garnacho, come hanno fatto per una serie di cose che non erano fatte affatto, che erano appese in bilico e si stava trattando così, e poi grande delusione, e ci sfottono alla porta, eccetera eccetera. Purtroppo noi lottiamo anche con questo, e se non abbiamo dalle nostre emittenti locali un'alternativa credibile che possa farsi valere a livello nazionale senza o essere una macchietta o essere volgare o essere violenta, perché sto immaginando una serie di personaggi nella mia mente in ordine sparso, purtroppo non possiamo competere, e il Napoli resta simpatico quando è una squadra che gioca bene, vedi quella là di Sarri ma non vince niente, che bello, facciamo i complimenti eccetera eccetera. Quando stai là per scompaginare e rompere le uova nel paniere i piani di quelli che poi hanno speso soldi che non hanno per provare a vincere trofei, usano tutte le armi a loro disposizione per metterti in difficoltà e per dare fastidio. Purtroppo questa è la realtà, ci possono chiamare chiagnazzari quanto vogliono loro, io la vedo così. Ti ringrazio Carlo, e ringrazio anche Emanuele che mi sta segnalando tutte le donazioni che mi perdo. Emanuele, ti dovrei promuovere a mod, stai facendo il lavoro anche degli altri, grazie mille, questa è la community, che siete tutti praticamente parte della famiglia. Che fatica, lo so, di solito questo messaggio è che fatica, ce lo siamo scritti quando vinciamo, ma che fatica, in questo caso che fatica anche senza i 3 punti, ma un punto, il punto bonus. Allora, continuiamo con i vocali, sempre più lunghi, ma lo dobbiamo capire. Valerio, direi che il gol di Vasquez vada in onore dei migliaia tifosi come noi napoletani che da settimane ci stanno abbuffando i cosiddetti con striscioni, bandiere, tutto con il quarto scudetto, con fuochi d'artificio, anche qui stasera dopo l'1-0 fuochi d'artificio, poi si sono calmati appena arrivato l'1-1, vabbè, troppa spocchiataggine. Detto questo, confermo quello che ho detto settimana scorsa, ovvero che stiamo subentrando in quel momento della stagione dove soffriamo e abbiamo le gambe pesanti.
per l'ansia di dover vincere, no? È quasi un paradosso, ma dover vincere è un'ansia importante. Con Spalletti mancavano 7-8 giornate e a malapena 5-6 punti. E comunque tenevamo l'ansia. l'ansia. Assunti pareggi, ricordiamo ancora una volta. È Poi vero. mi Hai dispiace per ragione. Meretti che aver attaccato, ma il secondo gol non poteva fare assolutamente nulla, imparabile il secondo colpo di testa. Il primo è sfortunato e comunque marcature molto 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 rivedibili. Olivera in entrambe le situazioni si è fatto scavalcare nettamente dal pallone. Peccato. A Parma non la vedo benissimo. E mi spiace anche per Jack, era un gol pesantissimo, però testa e coraggio, a Parma ci giochiamo tutto, forza Napoli sempre. È vero, gol pesanti. Dovrebbe essere la storia di Raspadori l'uomo dai gol pesantissimi, perché ne ricordiamo pochi, anche perché gioca poco, però quando gioca comunque mette il suo zampino in tante partite, spesso decisive. Mi segnalavate una super chat di Phoenix, in realtà è Phoenix che celebra i 10 mesi di membership con il messaggio Raspadori quando è esultato ha fatto il numero 4. Non credo, penso che fosse questo gesto qui, e credo, me ne vado per un'idea, non mi ricordo il nome della compagna, della fidanzata, della moglie, non lo ricordo, ma potrebbe essere una dedica a lei, magari comincia con la E. Veramente sto andando a casaccio perché non lo so, credo sia una dedica che poi fa pure il cuore, che spesso fa, è una dedica particolare, speciale, penso personale da parte di Raspadori. Non credo proprio che fosse il gesto del numero 4, non siamo proprio i tipi, però potrei sbagliarmi, vediamo se ne escono altre di queste cose. Allora, a Parma schierare Neres dal primo minuto, apportare modifiche alla formazione per evitare punti di riferimento agli avversari. Sicuramente Neres ti dà una mano, ragazzi, in quei pochi minuti finali, un paio di palloni Neres in mezzo li ha messi, Poi se a sinistra, a destra, vediamo, insomma così. Io, lo sapete, voglio Neres in campo, voglio qualità, voglio uno che può strappare, voglio uno che ti dà anche il dribbling come occasione di superare un avversario. È importantissimo, ci è mancato tanto uno come Kvara, uno come Neres poi dopo, senza dubbio. Però non è andata malissimo con la formazione di oggi, anzi avevo tutto un racconto pronto. Allora McTominay con Raspadori può funzionare, perché ci siamo detti spesso, però si pestano un po' i piedi, se metti Raspadori poi McTominay è meno decisivo. Si stava sviluppando la partita dove potevamo raccontarci tutt'altro. McTominay 2 assist, segna sia Lukaku che Raspadori, e non stiamo con il 3-5-2, sempre a 4 stiamo in difesa. C'era un racconto da fare specifico per questa cosa qua, il che non significa che io adesso voglio continuare con questa formazione. Bisogna mettere chi sta più in forma, bisogna mettere quelli che hanno gol nelle gambe. Raspadori ha gol nelle gambe, li può avere anche Neres, e se non li ha lui li può far fare. Quindi niente, mi rimando a Conte, non possiamo fare altro che rimandarci a Conte, qualche ipotesi la possiamo fare. Vedi, esatto, non me la sento in questo momento di togliere Raspadori, potrebbe essere anche mortificante per lui, perché lui te la sta dando il suo apporto, e ovviamente Neres suo posto è Politano per avere più bocca di fuoco, sì, ma non accadrà. Al massimo, dottor Conte, un po' più di minutaggio. Politano credo che sia con la lingua da fuori, perché storicamente non è abituato a fare 38 partite sempre titolare, inamovibile, uscendo poco. Politano le fa tutte, le fa quasi tutte come presenze, ma non le deve fare di 90 minuti facendo la doppia fase, così si arriva con la lingua da fuori. Politano comincia anche bene oggi con gli spunti, con il tiro eccetera eccetera, però poi si va in difficoltà. E chi era? Perché poi non voglio dire una bugia, non voglio dire una stupidaggine. Chi era in marcatura su Aaron Martin quando parte il cross per il gol di Vasquez? Era Politano? Perché gli lascia un po' di spazio di troppo. E non me la prendo nemmeno con lui, perché veramente la lingua sono i dettagli, quelli sono i centimetri di cui parla, i dettagli di cui parla Conte, i centimetri. Se invece di lasciargli un metro gliene lasci mezzo, Martin magari non può crossare con quella libertà, ti metti a schermo, gli sporchi il cross, può succedere qualche cosa, non lo so. Era Politano?
chiedo a voi, perché veramente a logica Politano, perché giustamente Di Lorenzo stava più schiacciato dentro e quindi dovrebbe poter essere Politano, e vedi, si ritorna al discorso quello là, cioè criticare la formazione iniziale o consigliare la formazione mi sembra un esercizio superficiale, perché non sappiamo come li hai visti in allenamento e non sappiamo se uno non ci sta con la testa, che magari sembrava in forma la settimana prima e magari una settimana dove non ci sta con la testa. Capita la settimana dove io ero in burnout, per esempio, e non valevo 2 soldi, e poi riposo mezza giornata e il giorno dopo avevo più energie. Non lo so, però quello che si può dire è che magari nella gestione dei cambi, ecco, in questo Simone Inzaghi, che viene pure criticato per questi cambi che lui fa, a volte scientifici, alle volte se li è trovati comodi, quelli che sono entrati dalla panchina, e anche oggi, ad un certo punto dalla panchina entrano tutti i titolari, ti entra un Dumfries, ti entra un Di Marco, ti entra Çalhanoğlu, è un bel po' di roba lì. Però incredibile che chi ha tirato di testa per il primo gol del Genoa è Campano. Ma veramente? Il ragazzino di origine campana, non lo sapevo. No, non ti deprimere Emiliano, io sono qui per voi. Siamo qui per fare terapia di gruppo insieme. Non è finita. Signori, noi abbiamo affrontato un Napoli-Verona, non ce lo dimentichiamo, noi abbiamo le spalle larghe. Noi veniamo da stagioni pazzesche. Io ho cominciato a fare i video con un po' più di continuità dall'annata, insomma, feci quella là post Sarri, Fiorentina, e poi ci siamo visti male. L'annata di Ancelotti, poi l'annata Ancelotti-Gattuso, poi abbiamo visto quella di Spalletti, dove ci siamo un po' illusi anche lì sul finale e abbiamo dovuto ingoiare Amaro vedendo vincere il Milan. Poi abbiamo vissuto l'annata meravigliosa che non ci può togliere nessuno. Adesso stiamo vivendo un'annata molto particolare, tosta, faticosa, sicuramente faticosa, un'annata che divide, dove... Ecco perché alle volte, questo mi rifaccio anche al discorso degli idoli, è un discorso che ho accennato in un video e ho accennato anche su Instagram. Sì, solo la maglia va benissimo, perché poi i giocatori passano, i presidenti passano, gli allenatori passano, però io ho bisogno degli idoli. Gli idoli ti aiutano a sognare, a fantasticare, e questo qua è l'unico, credo, che abbia messo d'accordo un po' tutti. Se andate poi a scavare nel resto dei calciatori vecchi e nuovi, si può dire un po' di tutto e non si ha torto su tutti i calciatori, perché su Lukaku si può dire che comunque il tuo apporto di gol te l'ha dato, apporto di gol e assist, ma che comunque un giocatore come Osimhen, per esempio, dalle caratteristiche più esplosivo, ti poteva garantire più gol. Si può dire, sono vere entrambe le cose. Un giocatore come Raspadori divide sempre, c'è qualcuno che non lo sopporta, caro amico mio, c'è qualcuno che invece lo apprezza. Neres, grande exploit, poi dopo è venuto meno e non ha convinto. Kvara diviso, Zielinski divide, Politano divide, Meret divide, Oliveira centrale divide, non divide, Rachmani viene insultato, poi fa una buona stagione. Il capitano grande ritorno dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso, ma non ci dimentichiamo che se ne voleva andare anche lui. Molti di questi giocatori ci possono spaccare nel giudizio ed è naturale. Uno solo ci dovrebbe mettere d'accordo tutti per l'annata che sta avendo, ed è per questo che io ho bisogno degli idoli, ho bisogno anche di qualche punto di riferimento, qualche certezza su cui appoggiarmi quando devo sognare e sperare che il Napoli faccia risultato e faccia una grande prestazione. Dice che chi segna, uno vuole essere esotico e dice segna Mazzocchi, però poi alla fine segna sempre lui, molti le segna lui e molte cose le crea lui. Quindi nessuna depressione. Stasera ci avrebbe salvato Okafor con gol all'ultimo. Davide, io continuo a sperarlo per uno sfizio personale, però se non lo metti in campo questo giorno non lo vedremo mai. Recuperiamo gli altri vocali. Ciao Valerio, buonasera. Ciao Ross. Il Napoli è spremuto,
fino all'ultima goccia, questo è. L'importante ora è non perdere la calma e crederci ancora, perché siamo ancora con un punto di vantaggio. E sono d'accordo. E dai, non perdiamo le speranze, ci siamo ancora. Ciao Sono Valerio, io d'accordo. stasera voglio dire che ha sbagliato Conte la partita. La partita se l'è giocata Conte, perché Politano, quando subiamo il gol del 2-2, Politano sta morendo, già da un quarto d'ora. Al posto di mettere uno fresco, anche se è scarso, un Mazzocchi, un Gong, lui non lo mette perché non si fida. Fermati, giusto. Quindi ritorniamo, Davide, al discorso che era Politano là, stava morendo, eccetera, eccetera, lo so. Poi Conte mette Mazzocchi e succede il fatto di Roma, che Mazzocchi si perde poi anche Ligno, si schiaccia troppo, eccetera, eccetera, il cross. Come team, no? Vi rendete conto che non c'è una corrispondenza esatta rispetto a quello che fai? Billing al posto di Raspadori l'hai fatto pure con Lecce, l'hai portato il risultato a casa. Sbaglio? Correggetemi se sbaglio, ci tengo a non dirvi stupidaggini. Purtroppo non c'è una corrispondenza. Di filosofia possiamo essere d'accordo che potevi fare delle cose, ognuno ha la propria scelta, dice qua mi sarei difeso meglio, oppure qua avrei messo Simeone invece di un altro per mantenere la difesa, perché Vasquez, perché Vasquez può lasciare la difesa e andare a riempire l'area? Perché non hai più bocche da fuoco, non hai più nessuno che li impegni lì in difesa, e c'è solo Lukaku, e se c'è solo Lukaku un difensore basta e avanza e l'altro si può buttare dentro. Quindi come filosofia anche magari mettere un attaccante sembra una cosa che, se prendi gol ti dicono hai messo un attaccante, là ti devi difendere, e invece potrebbe poi funzionare al contrario. Non esiste una logica. Se ci fosse una logica non ne parleremmo proprio. Però le paghi queste cose. Billing al posto di Raspadori, sbagliato, perché Raspadori ha fatto una partita, ce n'aveva ancora Raspadori. Sono d'accordo. Infatti non voleva uscire. Anguissà, partita disgustosa di Anguissà sotto ogni punto di vista per me. Doveva togliere Billing, doveva togliere Anguissà e mettere Billing. Siamo anche sfortunati. Il gol che ha fatto il 2-2 mi ha ricordato molto il gol che subimmo da Ibrahimovic contro il Milan in casa. Ci fece un colpo di testa allucinante. Colpo di testa, comunque un tiro lontano. Io dico che il portiere non para veramente niente. Il portiere non para niente. Non è che non se la vuole prendere, proprio il portiere quello è. Che fa la parata una volta e un'altra volta non te la fa. E vogliono fare il rinnovo, ma noi è sempre la solita storia, sempre ci mettiamo contro il portiere. Oliveira da centrale non può giocare. Oliveira da centrale non può, è stato mangiato vivo Oliveira. Spinazzola la stessa cosa sulle fasce, è stata una sofferenza unica. Soprattutto abbiamo subito non so quanti tunnel. Vabbè. È vero, ci sono stati un paio di tunnel consecutivi. Uno mi pare l'ha subito Spinazzola e uno Oliveira. Su quella fascia non si era capito Detto niente. ciò, buona serata. Buona serata Davide. Sì. Voglio sottolineare una cosa, dice Antonio, il Genoa è squadra seria, giovane, ben allenata, ma soprattutto seria, e senza dubbio. Non sempre si può dire lo stesso delle altre squadre che vediamo, specialmente nel finale di campionato. Possono succedere cose strane. Però vediamo quello che succede nelle prossime, perché io non so cosa aspettarmi. Ciao Valerio, ciao amici bellini. È bella partita del Genoa, e ci ha detto anche un po' male, diciamo. Torno alle parole di Guido, non siamo abituati alla lotta punto a punto e non siamo neanche attrezzati per la lotta punto a punto, quindi le vibes non sono proprio positive. Però è vero che l'Inter, la partita con la Lazio sicuramente se la deve giocare, anche se la Lazio ultimamente mi sembra poca cosa, mentre noi abbiamo Parma che si deve salvare e Cagliari che lo sappiamo per fare la partita della vita. Ti fermo un attimo Raffa, perché mi ricordi una cosa. Poi la Lazio agguanta il risultato con la Juve nel finalissimo, e quindi mi sono trattenuto un tweet che avevo in testa. Ma il tweet che avevo in testa, visto la tenuta della Juve, visto la caratura della Juve in questo momento, la cura Tudor, cagnate niente, con un uomo in meno la Lazio non riusciva a segnare nemmeno per sbaglio, e il mio tweet in testa mentale, che poi non aveva più senso fare perché la agguantano alla fine, era: e io poi dovrei puntare sulla Lazio per dare fastidio all'Inter, cioè dovrei fidarmi della Lazio per dare fastidio all'Inter? Onestamente no, non mi sembrano capaci di fare grandi exploit. Poi la speranza è sempre quella di avere un minimo, di vedere qualche squadra con un minimo di orgoglio. Avete preso una mazzata che vi ha distrutto il campionato all'andata, la Lazio con l'Inter, e dovreste fare una partita almeno così. Però se io vi dico ci metto la mano sul fuoco che la Lazio farà una grande partita, me la conservo perché io faccio il musicista. Però vabbè, sta ancora in mano a noi. Spero più che altro che serva per evitare slanci di ottimismo che non ci appartengono e per evitare di parlare di tutte cose tranne che il campo.
i vari mercato. colpi di mercato o le varie uscite editoriali, diciamo. Ciao a tutti, dai. Un bacio, Raffa, hai ragione, è inevitabile, io sono anche io colpevole in questo. È chiaro, non la metto io in mezzo la notizia, semplicemente la comunico, la cavalco quando non c'è altro di cui parlare. Anzi, io spesso ho parlato di cose che non erano notizia del giorno proprio per dare spunti nuovi e altre letture di Casa Napoli, insomma, delle cose che ci riguardano. Però è chiaro che un nome come quello di De Bruyne esce, viene rimbalzato da tutte le fonti di mercato, è chiaro che ne devi parlare. Ed è chiaro che se vai a vedere un'analisi pre-partita del Genoa c'ha meno visualizzazioni di un De Bruyne, tutti dicono che è vicino al Napoli. È inevitabile, perché il nome è troppo roboante ed è troppo anche diverso rispetto a quello che il Napoli ci ha abituato, perché non siamo abituati a puntare su grandi nomi alla fine della loro carriera, e questo ti fa pensare, dice, ma allora significa una conferma di Conte, oppure significa che il Napoli vuole dimostrare che con Conte o senza Conte comunque vuole fare. Sono discorsi inevitabili, che lasciano il tempo che trovano. Invece io trovo un amico che adesso interviene, e ringrazio Nobody Asked, che dice: ho visto il contributo editoriale, stupendo, grazie mille amico mio, ma mi risposto in questa zona per fare entrare Guido Gentile, che adesso vedo offline, ma adesso è comparso. Okay. Speriamo di avere una buona connessione. C'è della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto. Mi senti? Sì, buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Un augurio. Vale, vedo proprio una connessione pessima oggi, tutto bloccato, tutto pixelato. Ah, bene. Benissimo. Ok, è saltato proprio così. Poi facciamo un altro tentativo. Mi sa che dovevo anche ringraziare un altro supporto. Fammi vedere, perché avevo visto che c'era nella live in questo supporto. Non lo vedo, però ringrazio, e potete ripetermelo chiunque sia stato. Vocale. Arrivo Varon, nel frattempo che recuperiamo il buon Guido. Andiamo. Partita molto sottotono, abbiamo gestito male. Non posso dare colpa a Conte, come ti ho scritto nel messaggio in live, perché questo è il materiale umano che ha. Fa male pure la Botka, e a Conte lo sa che con queste squadre si vince con la qualità. Se si fa male pure la Botka, la squadra va in crisi. È normale che per l'ultimo ha provato a mettere Billing per Raspadori, ma io avrei messo Billing e Neres magari al posto di Anghissà e Raspadori, e allora là te la giocavi diversamente. Però Conte è l'allenatore del Napoli, a Conte gli hanno tolto il miglior giocatore a gennaio, poi il risultato a lungo andare si paga. Senza dubbio, Fabio, abbiamo ritrovato Guido, ti vedo meglio. Buonasera amiche belline, buonasera Valerio, amici bellini, vi auguri a tutte le mamme e anche, permettimi, di nuovo. No, vabbè, ma qua è solamente supporto, e il dottor Varon lo recuperiamo dopo col vocale, grazie mille. Permettimi, vorrei fare gli auguri anche a chi non è potuta diventare mamma. Classe, questa è classe. 112 su 78 su 112, come la devo leggere? Mancano 112 giorni al video di Valerio Fiudo, che io attendo. È pazzo. Quindi 78 sono i giorni feriali. Ma 78 sono i giorni, perché per il tuo video mancano 112 giorni, ma per la prima pietra al centro sportivo, perché dobbiamo togliere i sabati, le domeniche, il 2 giugno e il 15 agosto, mancano 78 giorni lavorativi. Guido, ma io ti dico una bugia, e potrebbe non essere una bugia. Io il video già l'ho fatto. Diciamo è più sicuro dei coccodrilli. L'ho posto poi 312 giorni, ma già l'ho registrato. Perché
poi con i miei amici ci stiamo facendo gli occhi e questo lavoro sui vari stadi, ma ormai stanno diventando qualcosa di pazzesco. Il City aveva già lo stadio apposta, sta facendo l'albergo dietro la curva ampliata. Allora, da dove vogliamo iniziare? Colleghi molto più illustri di me vi avevano detto che un allenatore aveva detto che l'Inter, ovvero la Juve 2.0, l'avrebbe perse tutti. Io dico, ragazzi, toglietevi sto pensiero, le vince tutte, ma proprio facile. Addirittura Inzaghi si permetterà strategicamente di fare arrivare la squadra in forma, perché oggi hanno riposato tutti stremati dalla semifinale, quindi questi giocatori entrano in forma, hanno vinto senza fatica. L'unica fatica era cambiarsi la maglia dal primo al secondo tempo, perché insomma, per l'acquazzone che ha colpito lo stadio Gran Torino. La prossima partita giocheranno un po' i titolari, ma si vince facile contro la Lazio, perché la Lazio l'ultima possibilità che aveva in Champions l'ha persa, perché la Juve ormai, la Juve 1.0. Insomma, si deve solo resuscitare, ma le prossime 2 partite, Udinese e Venezia, insomma, la Juve è andata in Champions per l'8ª volta su 8. Il Napoli. C'erano varie insomma, sensazioni. Io non mi preoccupo a vuoto. La prima, la più semplice, per cui ero preoccupato, lo so che c'è chi vi si diverte a insultarvi, ma ciascuno sceglie la propria via nella vita. Il Genova, Valerio, non aveva mai perso 4 partite di seguito in questo campionato. Queste cose in matematica sono importanti nel calcio, mai, anche prima del cambio di allenatore. E quando il Milan l'ha battuto, ho detto porca miseria. Vabbè, ma questo diciamo è un dato che può non interessare, molto meglio darvi dei cornuti, cosa che io non farò mai nella vita, soprattutto la mia ormai veneranda età. E io ero uscito molto preoccupato dopo la partita con Lecce, avevo visto il Napoli finito, non ne ha proprio più, ve l'ho detto nella chat segreta, ho detto ragazzi non ne ha più. Il Lecce è poca cosa, è una squadra quest'anno veramente molto modesta, che ha venduto l'unico suo giocatore importante, facendo un po' quelle operazioni che faceva il Genoa di Preziosi, però aveva un po' più di punti di vantaggio. La cosa che mi aveva impressionato negativamente è che in pochi passi i giocatori del Lecce ci recuperavano, e questa squadra, una volta che gli togli, intendo il Napoli, o come la chiamo io, la Juve -1, la velocità e insomma una certa fisicità, la qualità non è eccelsa, soprattutto avendo perso un giocatore traditore, vabbè, che intanto siamo contenti che a 24 anni fa la sua prima e non penso unica finale di Champions. Oggi si è visto perché hai perso Lobotka. Io ci ho dedicato tutta la mia vita, avendo perso subito la possibilità di diventare professionista troppo giovane, allo studio delle distorsioni, delle fratture, insomma, della caviglia. Non sono un medico, non insomma, non mi elevo a medico, però vi posso assicurare che sull'ortopedia delle caviglie, insomma, proprio perché sono direttamente interessato, -4 la classifica guida è un dramma. È quello che l'infortunio di Lobotka servono almeno 15 giorni, 10 se vuoi forzare, l'avevano anche detto in settimana, però sai, ti stai giocando il campionato. È stato cruciale perché tu hai visto, Valerio, il Genoa ci pressava 3 più 1 che veniva ad aggiungersi, e il Napoli non ha avuto la personalità, la forza, non so, il coraggio di uscire da questa impasse già prima di subire il pareggio, ma dopo il pareggio c'è stato un momento che è durato anche tanto, dove insomma Meret buttava solo la palla avanti, Lukaku non ne difendeva l'una, e non siamo usciti da questo blocco. Può essere fisico, Genova ha pressato bene, con ordine, non con cattiveria, la paura, le gambe pesanti, però abbiamo regalato un tempo. Siamo riusciti anche a venirle a capo della partita, nonostante comunque il Genova ti dava l'impressione che poteva segnare, ha preso anche una traversa, però sai, troppe partite senza Juan Jesus, quella è stata la mazzata finale, non in quanto Juan Jesus, perché noi eravamo già senza Buongiorno, perde anche il suo sostituto, sono tante partite. Il Napoli solo una volta ha fatto questo filotto di 7 vittorie a scavallo tra il girone di andata e il girone di ritorno, quindi non è una squadra che ha dato quest'anno garanzie di farne con una certa facilità, però aveva anche un'alta rosa, qualche giocatore in più, non è riuscito a fare, perché oggi abbiamo pareggiato queste 7 vittorie consecutive. Si va a giocare il campionato a Parma e il Parma gli serve almeno un altro punto.
sperando che prevalga il coraggio, la qualità e le ultime energie fisiche piuttosto che la paura. Io temo invece più la paura, perché oggi è andata anche bene secondo me, nonostante uno dice 22 tiri eccetera, però il senso di fragilità che adesso si sta trasmettendo in Napoli, soprattutto quando uno lo vede dal vivo, è un po' preoccupante. La possiamo ancora svangare, nel senso poi la vincerà per un punto, però dovevi arrivare alla partita col Cagliari, che dici va lì, anche se ti prende la paura, dai che cavolo, un pareggio in casa col Cagliari alla fine riesci a strapparlo, ma non proprio la partita col Parma, che tra l'altro a noi ricorda tante cose negative, la retrocessione, Benitez che vede un Parma anche cattivo con tanti falli che non venivano fischiati, l'unica espulsione della sua carriera. Mi ricordo un 3-1 in casa con il gol di Quagliarella. Non è questione di aspettarsi i regali, cioè, detto, erano partite facili solo sulla carta. Tra l'altro il Parma qualche gol in più del Lecce, il Venezia eccetera li fa, ne ha fatto una quarantina, le prende anche di gol, però già si è vista oggi il Genoa una qualità leggermente diversa, ma non tutta questa qualità, però un passo più qualitativo di Lecce, Venezia eccetera, e cioè tu già hai visto che noi abbiamo fatto i birilli per gran parte del primo tempo, ed era abbastanza inquietante quel senso di impotenza che ti trasmetteva la squadra. Questa secondo me sarebbe dura, sì, una beffa, sì, un boomerang, sarebbe molto più devastante di quello che non verrà raccontato dall'Istituto Luce, il Vase eccetera, perdere questo scudetto, non per la sconfitta in sé per sé, per quello che rappresenta anche per il futuro, per l'avvenire, in questo gioco di potere, di scacchi di potere che è il calcio, non solo in Italia, e questo sarebbe uno scacco matto pesante anche a livello proprio emotivo, perché ricordiamoci che il Napoli è stato fortemente indebolito nella campagna, è meglio ripeterlo sempre, come ci siamo dovuti sentire non solo gli insulti per tutto questo anno, ma anche 8/11, una grande balla, perché anche non considerando Lozano e Mario Rui titolari, intanto 4 titolari fissi li abbiamo persi, quindi non erano 8/11, però 8/11, questi sono gli 8/11, quindi sanno già vincere e non erano 8/11. Allora è giusto ripeterlo sempre, che comunque tu eri corto, ma tanto solo la settimana attiva, e vabbè, tutte queste balle, e nonostante fossi corto, e noi sapevamo che serviva un difensore, ma non serve, il Napoli è stato fortemente indebolito nel mercato di gennaio, tant'è vero che farà meno punti rispetto al girone di andata. Nella migliore delle ipotesi farà 40 punti, 4 meno nel girone di andata, non sono tantissime, non è un grosso, diciamo, tracollo, però e sono in meno rispetto al girone di andata. 44 tu rischi di se vuoi vincere lo scudetto con una quota bassa di non vincere, perché 86-87 devi almeno confermare i punti, quindi devi sperare nella debacle clamorosa delle altre squadre, che c'è stata, però insomma secondo me la coperta è corta, e poi nei grandi numeri, se tu guardi tutte le partite, tutte le cose, e non il singolo fallo laterale, il singolo rigore, come spesso viene analizzato il calcio, quindi togliendo l'elemento emotivo, la sfortuna, arbitro, come si chiama, eccetera, poi le paghi. La stessa ragione che mi fece dire privatamente, chiudo qui, nonostante io sia veramente tifosissimo dei Lakers, dissi a Giovanni: guarda, è come se togliessero Lautaro Martinez, non so, bastoni e Acerbi all'Inter. E lui gli rimase così, ha detto: stai qua, ma come gli analisti, gli youtuber dice che può andare in finale, perde al primo turno, brutto, ha perso 4-1, nello sport professionistico, Valerio, non puoi bluffare. C'è della live in questo supporto. Wow, proprio il timing manco a volerlo fare di proposito. Simone, che ringrazio, sto aspettando il post di Mediaset come hanno fatto. Ah, bello. Polemica che accolgo, lo devono fare uguale. Il post di Mediaset che hanno fatto a fine primo tempo dicendo il fallo di mano di Spinazzola fa discutere eccetera eccetera, mentre mezzi replay eccetera eccetera su quello là, che secondo me sono uguali proprio, quindi non sto nemmeno lì a lamentarmi, ma mi ricollego, ovviamente ringrazio Simone, al discorso di chi poi lo racconta il calcio, ci racconta una realtà, e chi poi lo vede il calcio ne vede spesso un'altra. E non so quanti punti sposta, Guido, mi puoi dire tu se il racconto del calcio sposta punti oppure no, però
per chi se la vuole vivere, anche uno neutrale, perché uno pensa, vabbè, ce l'hanno con noi, ma anche uno neutrale che magari tifa per il Catania e vuole vedersi un bel campionato così da neutrale, ma è bello sentire tanta disparità poi nel racconto. Secondo me non è bello. Ma guarda, noi abbiamo, se uno vuole ragionare in maniera serena e onesta, abbiamo un elemento che taglia la testa al toro, come direbbe un'espressione che ama molto mio padre, no? Che è lo storico, no? Non so. E tra l'altro è un lungo storico, perché ormai gli sport, quindi non solo il calcio, e non solo il calcio in Italia, perché a questo punto puoi prendere anche altri esempi, per quanto non sono strettamente omogenei, hanno tanti anni, prendendo solo gli ultimi 30 anni, perché secondo me il cambio è dopo Italia 90, no? Quando il calcio diventa industriale, adesso è semifinanziario per alcune squadre, quindi tu ce l'hai centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di dati e tutti dicono una sola cosa, se lo vuoi analizzare con uno stato intellettuale, ovviamente, quella che viene sbandierata e poi non è, perché è quello che dici tu, altrimenti non si farebbero certe cose. Ti faccio notare una cosa, perché io sbagliai appositamente. Si cerca di avere un equilibrio in tutto. Sai quante volte il Napoli ha giocato alle 12:30 quest'anno? 3 o 4? 4. Sai quante volte la Juve 1.0? 0. 2. No, devono giocare tutti per il regolamento. Aspetta, ma qual è la Juve 1.0? Perché mi sono imbrogliato. Quella storica. Ah, ok, la Juve. Vabbè, te la faccio semplice. Il Milan ha giocato 2, l'Atalanta 3, la Roma 6, la Fiorentina 3. Hanno giocato tutti 2 partite, le squadre dell'asse Milano 2. L'Inter, ormai la Juve 2.0, 0 partite. Quelle io stavo rispondendo, io ero convinto che era quello. Per questo mi sono 0-4. Ovviamente il Napoli ha fatto 4 punti su 12, quella che va meglio in questa classifica ha fatto 3 partite, pensa l'Atalanta ha giocato meno di noi, ne ha vinte tutte e 3. Oggi a rigor di logica, non sto facendo il piagnone, è fatto puramente statistico, come quando Sarri si lamentò di certe cose. L'Inter ha giocato una partita, è stanca, no? Ha giocato un turno infrasettimanale, a rigor di logica gli dai qualche ora in più per riposare e non qualche ora in meno. Ha giocato prima del Napoli. E Conte l'ha detto in settimana, speriamo, guarda che Conte è una persona molto semplice nel linguaggio, ma questo non significa che non è incisivo, tutt'altro. Ho detto, speriamo che almeno la prossima ci sia la contemporaneità. Noi non abbiamo la prova del 9, però sarebbe stato carino, e fu detto in settimana, che il Napoli avesse giocato o prima o contemporaneamente col famoso Fiorentina-Napoli. Oggi, è chiaro. detto oggi, non è quello l'elemento, non è quello, perché io vedo un Napoli stanco, però farlo sempre con continuità, soprattutto a un ambiente che pensa più alle presunte corna che a costruire società e ambienti vincenti. E qua quanto aveva ragione Sacchi, e io da giovanetto lo odiavo, mi dava i nervi quando diceva certe cose, e poi crescendo potrà dirlo anche in modo antipatico, aveva ragione al 1000 per 1000, cioè massimo rispetto. Capisci, insomma, se uno poi invecchiare, se invecchi solo fisicamente è una gran rottura di scatole, se visto che si invecchia fisicamente provi a essere un po' più saggio, riflessivo e cercare di migliorarti per quanto sia possibile, perché poi non è sempre, almeno compensi la grande rottura di scatole che sei meno bello, meno veloce, meno hai qualche acciacco, eccetera. E oggi non mi dà più fastidio sentire certe cose, perché ho maturato tanti di quegli elementi, c'ha ragione. Ecco, se uno contribuisse, tutti noi, il nostro piccolo, e c'è chi ha un grande senso di responsabilità, perché ovviamente avendo un lavoro formativo, io sono una persona che non si prende sul serio, ma prende molto sul serio quello che fa, pur non essendo un settore, volendo, particolarmente delicato, no? Perché il settore della cultura e dello spettacolo, se io faccio un errore, e a me dà un grande fastidio, non ti credi, Valerio, però non è grave come un insegnante che sbaglia tutti i congiuntivi o insegna male la matematica, no? E in campo giornalistico contribuire a formare un'opinione pubblica basata su falsi miti,
con un linguaggio violento, spostando l'attenzione su cose che contribuisce secondo me a formare una mentalità perdente, che è quella che c'è nel nostro ambiente, tranne rari casi. È triste dirlo, oggi ti prenderai un sacco per colpa mia di dislike, però è così. Io non lo amo. No, dico, io non lo amo, mi sono sempre battuto qui per dire costruiamo una mentalità vincente, quando si tratta di criticare. Se mancano... non è colpa mia. E ragazzi, De Laurentiis disse dopo Real Madrid-Napoli nel novembre del 2023, do 100 giorni al sindaco Manfredi, lo stadio me lo vado a fare, il centro sportivo, 2023. E non è certo colpa di Valerio Di Guido. Poi dice, questi critici, ma che cosa sapete? Beh, amiche e amici, il metodo, la filosofia, la gestione della Laurentiis non è che necessariamente è perfetta, perché a Bari va malissimo e il Bari rischia di farsi il terzo anno in Serie B, dove non c'è Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, quanto è bravo Osanna, e le cose che dicono sono le stesse, solo che lì sono le stesse in senso opposto. Campagna acquisti tardiva, con la squadra che in ritiro non è completa, i giocatori che arrivano all'ultimo, pedine che mancano. Non si tratta di comprare giocatori di Serie A, ma comprare i giocatori giusti, le stesse cose che diciamo noi. Non acquisti nelle strutture, società troppo distante dalla piazza, mancanza di figure professionali all'interno dell'organigramma societario. Sarebbe necessario renderlo un po' più adatto a quello che ormai è un calcio finanziario, anche se ovviamente il Napoli non è quotato in borsa. Sono le stesse cose, solo che lì non funzionano, anche da noi non funzionano, però non c'è Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, e quanto è bravo Osanna. È veramente un unicum. Allora, prendo il messaggio di È Luigi. un unicum, vale, perché non si deve sottovalutare che Napoli è una piazza importante, un unicum. L'elemento Napoli come città-stato, città-squadra, è un elemento, io non lo so, non abbiamo la prova del 9, se ci fossimo Valerio, Salvatore, Guido, Giovanni, chiaramente non nei posti di direttore sportivo, ma nel consiglio di amministrazione che decide i ruoli professionali, non abbiamo questa presunzione. Una piazza potenzialmente importantissima e devastante come il Napoli, per le ragioni che conosciamo, voglio dire che secondo me male non faremmo, almeno in campo comunicativo. Hai aperto, quindi non posso non prendere il messaggio di Alessandro che dice il Bari va male perché non può salire in A, altrimenti deve venderlo a un prezzo basso. Io ho moltissimi amici, qua vi cito non per mancanza di galanteria, perché in questo caso in campo calcistico sono più gli amici di altissimo livello professionale, intellettuale, e insomma, ragazzi, sono frasi fatti le vostre. Non è così, e poi comunque tu puoi andare mediocramente, ma comunque fare dei campionati con una certa dignità. Là non se la sono bevuta dall'inizio. Voi non conoscete l'ambiente barese, la contestazione ogni settimana, non ce la fanno più. Io penso che quando verrà venduto aggiungeranno il 25 aprile una nuova festa della liberazione, e dovete accettarlo, perché non esiste solo il Vomero, ragazzi, nel mondo. Cioè il Vomero, si ferma il mondo, il mito della caverna. Esistono anche altre città, altre nazioni, pare anche altre galassie, però quello insomma ci spingiamo oltre. Va bene. E comunque in Serie A lo venderebbe di più, tant'è vero che è De Laurentiis che ha spinto per farsi prolungare il periodo fino al 2029, ricordiamo. Quindi si contraddice questo messaggio, nel senso che non è per caso l'algoritmo mi ha postato un video su YouTube di un tifoso del Bari che faceva un video un anno fa dove era esausto, e lì poi si concentrava sul fatto, dice io non sono mai stato un tifoso nemmeno sfegatato, però quando poi mio padre mi ha portato a vedere il Bari mi sono appassionato, e mi sento male a pensare di essere poi la squadra satellite del Napoli e fanno quello che vogliono, quei giocatori li prendono, li spostano, poi a noi ci indeboliscono e spostano quei giocatori che dovevano essere fondamentali per noi.
la chiudo in un secondo, veramente, perché sennò non voglio che le mie parole vengano per colpa mia travisate. Il senso del messaggio di prima è, ragazzi, non è automatico che un certo tipo di gestione societaria è perfetta in tutto, e noi per pura casualità, perché l'ha deciso Valerio Guido, abbiamo la prova del 9, perché abbiamo la stessa proprietà, con la stessa filosofia aziendale, in due piazze del sud dove c'è una sola squadra in queste due città, pensa un po', perché no? Con la stessissima metodologia, quindi società inutile che facciamo l'essenza, e la situazione non è identica, quindi significa tutti quell'istituto luce, pace che osanna nell'alto dei cieli, e no, perché non è detto che avere una società snella che si comporta in questo modo è garanzia di successo al 100%. Spero che così sia più chiaro. Questo che non è una critica, è semplicemente Vomero, dopo il Vomero ci sta Portici, dopo Portici c'è Roma, Frosinone, così, Firenze, c'è un altro mondo. Ma è buon onomastico Fabio in questo momento? Ah, io... È scattato una mezzanotte fabiesca. Sì, prima ho sentito i fuochi d'artificio, perché ormai nelle Ah, città... ecco. Allora, riprendiamo un attimo i discorsi. Io nel frattempo che Guido parlava ho preso un pochino di messaggi e continuo a farlo per prenderli tutti. Allora, si parlava del regolamento. Se per regolamento devono giocarle tutte almeno una volta alle 12:30, com'è possibile che concludano a 0 volte? Tant'è vero pure io me lo sto chiedendo. È una domanda legittima, e se è vero che si va verso la contemporaneità per le ultime 2 partite, almeno tra squadre che si giocano lo stesso, perché non sarà una contemporaneità totale, sempre per le TV, ma almeno per quelle che giocano per lo stesso obiettivo dovranno essere in contemporanea, e non o ci fanno giocare per la 5ª volta a mezzogiorno per rispettare il regolamento delle volte a mezzogiorno, oppure non accadrà. E quindi è una domanda, caro Valerio, invece di darti del cornuto, io ti domando perché l'Inter ha giocato, la chiamo così, ma non si sbagliano nelle stanze alte. L'Inter ha 0 volte, il Napoli 4, la Juve 2, cioè non mi faccio tutto l'elenco, insomma le 7, 8, 9 sorelle hanno giocato dalle 2 alle 3 volte, l'unica che ha giocato 4 volte è il Napoli e 0 volte l'Inter, mettendoci pure la Fiorentina e il Bologna, ok? Quindi allarghiamo a più sorelle. Più sorelle possibili, cugine. Queste sorelle hanno giocato minimo 2 volte e massimo 3 volte. Il Napoli 4 volte e l'Inter 0. Posso chiedere di grazia perché? Eh sì. Valentina si aggancia a Guido, poca qualità e poca possibilità di avere soluzioni diverse dalla pallata su Lukaku. Come cambi una squadra se i cambi non ci sono? Ma questa è una cosa che dicevamo da tanto tempo. Poi Neres, che è storia, si è fatto pure male. Okafor, che da Parigi mi arrivano voci che sono tutti scontenti, ve lo vogliono rimandare indietro qua, vedrete, è forte, forte, forte. Quanti minuti? No, perché poi, ragazzi, io sono figlio di un matematico e di una latinista, quindi ho preso tutti e due gli aspetti, poi pessimi se volete, eccetera. Però, insomma, Okafor nelle ultime, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 partite, 9, ha fatto 20 minuti. Ma soprattutto nelle ultime 7 ha fatto 0 minuti. Possiamo prendere in considerazione che non è, diciamo, nelle priorità delle rotazioni di Conte. Come si cambia? Si cambia che tu hai Simeone quando entra, cioè quasi mai, perché gli ultimi minuti al posto di Lukaku, e Neres, perché ormai il cambio, diciamo, di sistema di gioco, oggi potevi passare 4-3-3, però ragazzi, più che i cambi ormai di sistema di gioco, sembra che il Napoli abbia poca gamba, deve trovare in queste ultime partite energie tipo un Terminator, se c'era da qualche parte nel film, quelle secondarie messe da parte e poi chiaramente quel poco che riesci a produrre devi essere incisivo, perché poi oggi è vero, 20 minuti, i famosi 22. Okafor in 20 minuti ha fatto 2 assist sprecati, roba da 4 punti persi. Sì.
questo è il modo, diciamo, la gente sì, io quello che dico, però tu intanto l'hai visto poco, e uno è come Rafa Manini, quando io non è che mi ero fissato, io non sono contro nessuno nella vita, non contro un giocatore, proprio nella vita io sono una persona che non è contro, perché mi fa sprecare energie e io sono una persona creativa, e ho visto che la mia mente funziona quando sono felice. Quindi vi dico questa cosa qua, di solito uno è creativo quando è triste, ha lasciato la fidanzata, eccetera, cioè, a me funziona un po' il contrario, no? Quindi intanto vi do questa, insomma, notizia, poi è di zero interesse, però dovete accettare, nel senso, io come persona non so, anzi io sono felice quando le persone che amo sono felici, vanno bene, ci rimango proprio male se hanno dei problemi, quindi non sono uno che gufa, non ha contro, però se vede che un giocatore ha 0 minuti, mi posso pure innamorare dell'idea che in realtà gioca fuori il nuovo Maradona, però sempre in 0 minuti. Allora in questi 0 minuti qualche calcio d'angolo, poi è ovvio che tu dici quella partita, quell'assist, però è sempre quel fatto che tu ti fermi a una singola azione su 38 giornate, ormai non sono 90 minuti, devi fare una media che ogni partita 95-96 minuti, non puoi giocarti quella singola azione, è una ripetitività di tante cose che accadono, tant'è vero che è una cosa che io ho cominciato a notare, ma semplicemente perché avveniva, e ormai mancano 2 giornate, ragazzi, Napoli non fa tutti i cambi, e che vi dico, più le partite si fanno importanti e pesanti, tutti gli allenatori diventano conservatori, perché è così, è un fatto naturale, cioè non è una critica di Guido Gentile, è la storia che ce lo insegna. Ha detto non vi aspettate che però poi agli ultimi 10 Conte cambi, significa che questo sarà l'andazzo del campionato, cioè il Napoli sono meno le partite che ha fatto i 5 cambi di quelle a cui li ha fettinato. Si è bloccato, mannaggia, stava diventando interessante. E oggi dopo i minuti scusa, sì, forse perché sto caricando il file, allora. Ok. Questo si ricollega al discorso proprio che ti fa Guido. Oggi Rafa Marina avrebbe potuto fare peggio di Olivier. Non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che non si fida. Questo lo dovete accettare. Allora, sì, cerco di spiegarmi meglio, perché probabilmente, siccome è tutto chiaro nella mia mente e ho tutta la memoria storica di queste cose, e ovviamente può sembrare una frase fatta, una condanna, eccetera. Non si può sapere una cosa, ragazzi, non puoi sapere se un giocatore fosse entrato nel campo, come si sarebbe sviluppata quell'azione, poi non prendi il fallo laterale, quindi sono discorsi che falvati, assurdi, che non lo puoi sapere nello sport, nel campo. Noi possiamo analizzare il prima, il durante e il dopo. Il durante a volte ti sfuggono nelle cose perché ovviamente l'emozione, la frenesia, l'adrenalina, eccetera. Il prima e il dopo possono diventare interessanti oggetti di studio che ti fanno apprezzare di più il durante e diventare più consapevole. Questo è quello che possiamo fare. E il prima e dopo non ci sono alibi, perché devi togliere l'emotività, che non significa togliere la passione e l'amore. Io questo ve lo dico sempre, non è che io vi devo togliere la passione, sono il primo che ce l'ho, no? Allora, noi stiamo vedendo che c'è un certo tipo di utilizzo della rosa. Questo è un fatto, non è storia, perché è storia che Cravasteria aveva perso il posto, è un fatto, no? È un fatto perché Conte sarebbe stato utile chiederlo, però lui una volta ce l'ha voluto dire e ci ha fatto un grande favore, ma si era capito, perché voglio vincere. Mette Juan Jesus perché voglio vincere. Quindi significa che lui, nella sua strategia, vedendo gli allenamenti, il piano di gara, eccetera, eccetera, quei giocatori pensano che lo possono portare alla vittoria. Non lo puoi criticare per questo, tra l'altro non siamo allenatori professionisti, possiamo semplicemente analizzare. È molto difficile dire se fosse entrato prima, noi possiamo dire perché succedono sempre queste cose, questo sì ce lo possiamo chiedere, perché la rosa è poco qualitativa, perché è diventato conservatore, perché comunque le partite, perché poi nel Napoli le partite tutte se le devi sudare, quindi è anche più facile a volte poter fare dei cambi quando stai vincendo 3-0, no? Quindi, e questo è capitato quasi mai. Sono domande. Adesso a fine campionato, quello che io voglio dirvi, sbagliamo, ragazzi, non potete c'è della live in questo supporto. Francesco ci manda dei saluti da un consapevole cornuto. Mamma mia, lasciamo perdere.
quello che voglio dire, sperando di essere chiaro, forse no per la stanchezza, è che non possiamo sapere come avrebbe giocato Rafa Manin. È chiaro che a questo punto Conte predilige l'esperienza all'inesperienza, cioè giudica più esperto anche una posizione non nettamente congeniale, anche se lo fa in nazionale. Per il nazionale giochi meno partite, si gioca un calcio più aperto, perché comunque non hai vuoi pareggiare, devi vincere, giochi gironi da 3 partite. Cioè. È vero, questo non lo considera mai nessuno, è un calcio completamente diverso. Completamente diverso. Sono spareggi, mini gironi, sono cose o completamente mini gironi di 3 o sono partite ottavi di finale, quarti di finale, e sono banalità, però vedi, è giusto ripetere, che però non vengono, perché è molto meglio insultare o conta solo la maglia, però poi facciamo trasmissioni su De Bruyne. Pensa quanto siamo sclerotici. Poi insultiamo Spalletti, perché noi dobbiamo sentire questa gente che insulta Spalletti, tifosi, eccetera, no? Perché la Juve, a questo punto la chiamo normale, perché almeno questo, fammela dire, è noto che ha la macchina del tempo. Perché ha la macchina del tempo perché gioca al San Paolo, e il giorno stesso che gioca al San Paolo sa già quale sarà il calendario dell'anno successivo, sa già come la Lega Calcio dividerà le partite e anche gli orari, e già può prenotare l'albergo il giorno stesso, perché così vi è stato raccontato. Cioè, ragazzi, cerchiamo di alzare, perché noi l'unica cosa che possiamo fare, non quelle frasi fatte, stringiamoci, è non mortificare la nostra intelligenza con le cazzate che vengono raccontate, cioè avere la dignità per se stessi. E uno dice, questa è una cazzata, scusate, per una volta dico là, perché è una cacchiata. Come fai a prenotare un anno prima una cosa che non sai? Cioè, qualcuno me la deve spiegare questa cosa qua. Quindi un albergo dice, sì, forse succederà a marzo, aprile, non sai se c'è un convegno, come si chiama, ma io ti prenoto pur non sapendo la data, l'orario, eccetera. Ma non si può. Però questo è l'ambiente che contribuisce a creare questa squadra che ha delle fragilità. Quando tu ti devi mettere e rafforzare, ci fu, ve lo ricordo, forse si trova una sorta di copia di quella meravigliosa lezione che fece Giulio Velasco, che raccontò che quando lui ereditò la nazionale italiana di pallavolo si trovò proprio questo ambiente che era pieno di alibi, una nazionale che perdeva con tutte, piena di scuse, e la cosa più importante che fece lui, prima cambiare la mentalità. Poi gli allenamenti, fu uno dei primi a usare il computer, ha avuto anche la generazione di fenomeni. Vedi però, che stai facendo il solito errore che dai per scontato, che tutti stanno capendo di cosa stai parlando? Giulio Velasco, no, l'albergo della Juventus. No, non lo voglio manco nominare. Allora vedi, non ti possono capire, perché tu sei partito. Allora nominiamo. È stato accusato Spalletti di alcune cose da alcuni colleghi. Una di queste, a parte che è inopportuno questo libro, che la Juve, siccome è un top club, e ve lo dico io che la odio la Juve, non io Guido Gentile, prenota un anno prima l'albergo, già lo sa. Come fai a prenotare l'albergo il giorno preciso se tu ancora non sai come è stato sorteggiato il campionato? E tra l'altro, vedete, tu puoi anche giocare alle 18, puoi essere spostato anticipato al sabato, è evidentemente una cretinata, però è spacciata come verità, perché così puoi insultare Spalletti. Io mi sono permesso di chiedere, attore Falanga, perché poi io vivo in un multiverso totalmente mio sbagliato. Attore, ma quante stagioni ha fatto Spalletti nel Napoli? 2, Guido. Ma sei sicuro? Sì, Guido, 2. Ma sicuro? Sì. 2. Perché io pensavo 2. Pensavo 7 alla Roma, inutile che ne citiamo. Perché lui ha fatto uscire il libro contro il Napoli. Perché esiste solo il Vomero, Valerio. Solo il Vomero, poi non esiste nient'altro. E scusa, la Roma non potrebbe dire è uscito il libro adesso che noi ci stiamo giocando la Champions, il capitolo di Totti, Ilari. Ma perché l'Inter, quel capitolo di Icardi, cioè anche l'Inter lo può dire. Senza dubbio. Ha fatto 4 stagioni con l'Udinese, ha fatto una carriera lunghissima Spalletti, 4 col San Pietroburgo, comunque un'esperienza importante in Russia, dove va a vincere il titolo, però ho detto non ha fatto tutta una carriera tipo Arsène Wenger o Sir Alex Ferguson nel Manchester United. La carriera del Napoli, per quanto lo ringrazieremo tutta la vita, comunque residuale, sono solo 2 stagioni. In più l'editore sta a pensare proprio a te, perché ha la macchina del tempo, sa come sarebbe stato sorteggiato tutto il campionato, sa che a questo punto in cui lui aveva previsto, con tutte le uscite di
imprenditoriali che deve pensare, no? Che il Napoli sarebbe stato punto a punto con l'Inter, lo sapeva già perché è noto che esiste la macchina del tempo, no? Allora, io avevo preso questo messaggio e poi mi era sfuggito. Il Napoli la settimana prossima può vincere lo scudetto? Sì, facciamo un pochino di matematica spicciola, veramente di prima elementare. Se prima di tutto il Napoli vince e l'Inter non vince. E l'Inter perde, perché se l'Inter pareggia va a 78 e può potenzialmente andare a 81. Giusto? Però se il Napoli vince... Se il Napoli vince va a 81 e può ancora perdere col Cagliari. Sì, questo sì. Esatto. Quindi praticamente quindi l'Inter deve perdere e il Napoli deve vincere, facciamo un'esultanza che non si vede da nessuna parte, senza niente di preparato, perché non è preparato, non avranno magliette sotto per la vittoria col Parma, capiamoci, perché non è possibile preparare. Esattamente. Non è possibile preparare giri di campo, luci meravigliose, eccetera, eccetera. Quindi, questa è la prima ipotesi. Se invece l'Inter pareggia, questo sempre considerando che il Napoli vince, però, perché stiamo facendo i conti della serva, eccetera, eccetera. Se l'Inter pareggia, va a 78 e può potenzialmente andare a 81, e quindi se il Napoli poi va a 81 ci sarebbe questo famoso spareggio di cui non si sta parlando più, Guido, ma dobbiamo ricordare che si farebbe poi là, per una questione di differenza reti, si fa a San Siro. Altra cosa meravigliosa che ci riporta a un equilibrio totale. D'altra parte 1-1 a Maradona, 1-1 al San Siro, la bella la fai al San Siro, è meraviglioso, è meraviglioso. Quindi sì, questo... ma comunque il Napoli tra Coppa Italia e spareggio è fregato, perché all'Olimpico non ti fanno giocare dopo. Non ti fanno giocare più, mai più. Non ci possiamo... In campionato te la cavi perché fai divieto ai tifosi. C'ha ragione Fabio, tipo le tabelle, che chiudiamola. Diciamo, però uno spareggio, una finale in Coppa Italia non puoi dire divieto solo i tifosi dell'altra squadra. Quindi non la facciamo andare il Napoli, facciamo prima. Come hanno tolto la possibilità di San Siro? Che Roma Palermo? Che stai dicendo? Fabio Versatile. Non ho sentito da nessuna parte questa cosa qua. Scopriremo. Valerio Guido giocano sabato sera sicuro, perché devono potenzialmente giocare l'ultima di mercoledì per dare spazio al possibile spareggio prima della finale Champions. Questa pure è una notizia nuova. Non lo so, cerchiamo di far bene, ma no, non penso farebbero giocare lo spareggio prima della... Lo spareggio alle 12:30, così rendono regolare... Sì, a Bagnoli lo spareggio. Vabbè. Allora recupero le altre chat, c'avevo anche dei vocali da sentire. Guido, vuoi sentire un vocale? Perché non mi dispiaceva poi che non farli sentire. Sì, amici bellini, buonasera, un saluto da Torino come tutte le volte. Ma allora, questa volta non mi va di incolpare niente a nessuno. Alla fine la partita è stata giocata, nel bene e nel male. A me va solo di dare i complimenti all'avversario. Il Genoa ha fatto una partita veramente con le palle. Per quello che ho visto, per il mio modesto parere, non è stato tanto il Napoli a perdere punti quanto il Genoa ad aggrapparsi. Quindi onestamente complimenti al Genoa, abbiamo ancora un punto e vediamo di portarlo avanti il più possibile e speriamo che la Lazio non si scansi. Detto ciò, l'unica postilla è che questi cross dalla tre quarti, non prendere il pallone con il cross dalla tre quarti è l'errore più grosso che un difensore possa fare. Detto ciò, un saluto a tutti e forza Napoli. Grazie Pino. Tra l'altro, Guido, i primi gol di testa presi questa è una novità assoluta del Napoli di Conte. È sempre perché tu non puoi vedere il centrocampo incomincia a essere meno fisico, arriva in ritardo sulla palla. Fammi dire però solo una cosa rapida, veramente. Io non amo quel tipo di mentalità, lo senti spesso, a volte dai colleghi che poi creano questo tipo di mentalità ai tifosi. Però solo con noi si impegnano. Io voglio che tutte le squadre si impegnino, e se con noi si impegnano gli altri no, me ne frega niente. È il principio sportivo di competere al massimo delle tue potenzialità, quindi io non sono a piangere, non devo fare nessun complimento al Genova,
perché non è niente di eccezionale che viene e fa la sua partita al meglio delle sue possibilità, è quello che sportivamente deve succedere, non che non sto riconoscendo l'onore della partita, però non è un evento eccezionale, se no mi contribuisco pure io a creare una mentalità perdente, è quello che dovrebbe succedere. E noi dobbiamo forgiare una squadra che è abituata, che io sono 38 partite, si devono giocare tutte e 38 con concentrazione, perché così funziona, non è che una te la lascia un po' lo scanzolo eccetera. Noi siamo il Napoli, no, non ci accide nessuno, ci accidono e questo è importante. Nessun complimento nel senso si sono impegnati, complimenti quando tu vedi una squadra che gioca un buon calcio, quello là, perché ci sono state delle volte nel corso degli anni dove noi abbiamo visto, vedi, questa è la squadra che ha giocato meglio al San Paolo, e lì uno sportivamente li fa, perché sta facendo i complimenti alla prestazione che è superiore alla media rispetto a altre squadre. Però il fatto che una squadra si impegni contro di noi, ma deve essere così, cioè dovrebbe essere così con tutte le partite, perché stiamo vedendo delle partite schifezze e ne vedremo in queste 2 giornate. Però su questa cosa è importante, mentalità vincente. Non piangiamo, cioè con noi vengono l'aggressività, che spattivate, che il gemellaggio, il Cagliari, ma forse vediamo, forse retrocesso. Questi sono i colleghi che hanno costruito, ha ragione Enrico Sacchi, Napoli ha una mentalità perdente. A me questa cosa faceva soffrire da morire, ve lo dico, e oggi mi sono messo in rosso, perché io quando metto il rosso sono incacchiato, quindi sappiatelo che questo pareggio non mi rende felice. Pure la matita No, io non vesto mai di rosso, lo odio, anche se la Sicilia dice che mi sta bene. Quando sto di rosso è un brutto, se mi dovete stare lontanissimi, perché sto proprio incazzato. Quindi sappiamo, dice, la stai prendendo sotto gamba. No, però mentalità vincente. La mentalità vincente si costruisce con tanti pilastri a terra, non solo una cosa. Uno di questi è: qual è la notizia che vengono e giocano contro di noi e si impegnano? Io non la vedo la notizia, scusa Valerio. È così che funziona lo sport. Senza dubbio. Questo è la conferma di quello che avevo accennato a metà live, insomma, se era proprio Politano a chiudere sul cross di Aaron Martin, e in effetti tutti me l'avete confermato, non ne aveva più, è arrivato il cross alla sua chiusura in ritardo. Mi aspettavo Mazzocchi dentro al suo posto. Guido, è paradossale, no? Hanno tutti, nessuno, insomma, criticato Conte perché lanci un segnale di debolezza se metti Mazzocchi e cerchi di difendere, e poi arriva in questo momento, ti aspetti Mazzocchi per difendere meglio, non ne usciamo mai più. È un dubbio, non è né una critica né storia, è un dubbio che però posso avere. Con un calcio dove si fanno le 5 sostituzioni, è chiaro che una squadra come l'Inter ha una panchina, e lo state vedendo, non è all'altezza, intanto oggi con 9 non titolati, però anche quelle forze fresche. Noi, insomma, è tutto il campionato. Oggi hai fatto un cambio all'80esimo, non all'88esimo. L'88esimo è un cambio tecnico, ma non è che un giocatore riposa, un giocatore può far molto, come dire. Noi abbiamo visto che a un certo punto la squadra era stanca. Secondo me il gol non è arrivato né per sfortuna, né Meret, un citofono, come si chiama. Sono sempre quelle ripetizioni di situazioni, 1 minuto, 2 minuti, 2 minuti. Era un po' nell'aria. È chiaro che dall'esterno il dubbio eccetera, un po' tardivi, e tutto l'anno è così, non lo possiamo sapere. Però la squadra era un po' stanca. Diciamo, Conte si fida di meno di certi giocatori, è evidente, altrimenti farebbe sempre 5 cambi anche in altre maniere. Guido, mi hai detto che la partita era in bilico. Sì, forse a maggior ragione tu potevi rafforzare. Il punto è che gli uomini ti sono contati. Cioè ricordiamo sempre il punto di partenza: Napoli fortemente indebolito in tutti i reparti, portiere, difesa, centravanti e attacco a gennaio, perché poi è venuto Asa 0 minuti, ma Folorush forse 5 minuti, 10 minuti, 15 ogni 5 partite ne faceva. Asa non ha visto il campo, quindi tu in realtà hai Gilmour come sostituti e poi Bill, basta, non ne hai 3 su 3. Questo pesa. Il discorso Gong non entra, quindi è evidente che per Conte noi abbiamo 14, 15, 16 calciatori, 16, e la coperta è corta, Valerio. Quindi hai preso questo cross che, se tu vedi solo quell'azione, ma non si prendono questi cross,
ma che cosa è successo l'azione precedente, l'azione precedente, l'azione precedente? Non puoi vedere solo quello, anche perché non è il calcio non è il baseball, dove l'azione di difesa e di attacco sono nettamente separate, come è noto. È anche aver conquistato il pallone laterale o averlo perso, no? Essere rimasti bassi o essere andati avanti, aver preso un fallo, un calcio d'angolo, poi l'azione si svilupperebbe in una maniera diversa, perché è uno sport dinamico dove è chiaro che c'è un'area di rigore, di attacco e una di difesa, però è uno sport diverso rispetto alla pallavolo, no? O altri, non che è più bello e più brutto. Ecco, il basket in questo però è molto più veloce, si gioca con le mani, quindi è un po' diverso. Quindi attenzione, non vediamo il cross singolo, ma nei 15 minuti precedenti che cosa erano riusciti a produrre, quali erano gli elementi di debolezza. In questo Adriano Bacconi è sempre molto bravo per farti capire le cose, anche se poi l'Istituto Luce e il Base lo criticano, però insomma è un fuoriclasse. Giovanni ci dice, e ringrazio, è un 2018 al contrario, ci diamo già perdenti, essere delusi è normalissimo, però stiamo già iniziando a darci per morti. No, il Napoli era fortissimo, ragazzi. Cioè, questo Napoli sta lottando per lo scudetto perché sono venute a mancare tutte le altre squadre. Il Napoli era una favola che poi andava non rafforzato, ma almeno non indebolito. Tra l'altro aveva perso Gulam per la rottura del ginocchio a gennaio, sempre le stesse cose. Però ragazzi, porca miseria, tu non hai Mertens, Callejon, Insigne, è inutile che diciamo tutti, Marek, cioè il Napoli in una stagione e mezzo ha perso tutto il suo potenziale di fuoco, Zelinski, Elmas, Kvaratskhelia, il capocannoniere non viene mai nominato, ma il Napoli aveva il capocannoniere della Serie A, Osimhen e Lozano, non è poco, senza dubbio. Non sono paragonabili. Allora, volevo prendere altri vocali, non mi voglio perdere niente perché non mi sembra il caso. C'era anche un messaggio, che Napoli quello là, senza dubbio. Un messaggio che volevo riprendere dopo, Filippo, perché c'è stato un altro utente che mi chiedeva dei ritorni dai prestiti, che è un tema che non dico che dobbiamo affrontare adesso, ma che diventerà attuale a breve. Però mi chiede Filippo su Billing, riscatto o no? Questo a difendere fa pena, lo vedo come un McTominay, inserimento, senso del gol più scarso. Non è stato riscattato. Per ora no, non è stato da riscattare o no? La domanda è da riscattare o no? Ma guarda, il Napoli avrà un mercato molto difficile, perché a Napoli servono, l'ha detto pure Conte, 9 giocatori. Se ne riesce a prendere 6 con una fatica incredibile, nonostante i sigari, cioè, perché con la lentezza del mercato è già incompleta. Io vedo che c'è molta emotività, cioè ho sentito qui, mi sono divertito a sentire anche qualche altra trasmissione per farmi del male, praticamente il giocatore che è stato crocifisso oggi è Anghissà, e tu vedi l'emotività perché va via, perché in realtà Anghissà ha iniziato in un modo ma ha finito in crescendo. Poi è un classico di Anghissà. Vedi quelle scivolate, quelle palle, è quello che sta venendo meno perché ha dato veramente tutto, ha tirato la carretta in maniera incredibile McTominay, perché sta perdendo, e Gilmour non ha avuto quella capacità, quella personalità, quella velocità, quel passo di far uscire il Napoli da quella ragnatela. Il centrocampo ha sofferto, diciamo, però praticamente se ne deve andare. Poi è come Mertens, tutti contenti, come Kvaratskhelia, poi piangiamo perché se ne va, però io voglio un giocatore non solo equivalente, più forte, non equivalente, valla a trovare. E più chi è il vice, chissà, nessuno. Tu dici verrà riscattato, io non credo, nonostante il riscatto è fissato a 10 milioni, più bonus, più il procuratore, eccetera. Okafor non penso, 23 milioni più bonus. Mi sbilancio, allora Guido, per rispondere a Filippo. Se resta Conte non lo riscattano, se arriva un altro allenatore si vede. Sì, è così, e siccome arriva un altro allenatore tipo Gasperini, si è sbilanciato ancora di più. Non dire Gasperini, ti banno dal canale. No Guido, allora ci troviamo facendo tanto, siamo a casa e io ho la matita rossa, sto mordicchiando la matita rossa forse per lo stesso motivo, senza metterci d'accordo.
io traballo. Se Conte già avevo mezzi dubbi, ma poi mi ha entusiasmato perché mi ha fatto vedere comunque adattamento e mi ha fatto rinsavire una rosa che era morta e sepolta, e poi insieme si è portato Reali, eccetera eccetera. Io Allegri non lo posso sopportare, io Gasperini non lo posso sopportare. Quindi se succede una di queste due cose l'anno prossimo, avremo un canale molto complicato, avremo un'annata complicatissima, almeno a livello personale, perché poi me lo devo far piacere, devo fare delle analisi correttissime e più asettiche possibili, ma parto con l'handicap. No, non viene Allegri, ma non vuole lui, mi sbilancio per logica. Sai che io ragiono sempre per logica. Gasperini si può trovare incastrato, poi può darsi pure che dice rimango, perché lui comunque ha un altro anno di contratto, poi si è un po' sbilanciato, ha detto non rinnovo e ha creato una situazione di instabilità, però in realtà non è preso, la situazione sono abbastanza bloccate, perché la Juve si prende Conte, tranne veramente De Laurentiis non solo non li offre, ma dimostra di accontentarlo 8 decimi delle sue richieste. Però insomma è presto, è prematuro, c'è da battere il Parma. Per Billing non penso verrà riscattato, però penso proprio di no. Alla fine è un Conte no. No, non resta. Senza Conte te lo puoi scordare. Secondo me è capace pure che se ne va se rimane Conte, ma questo la lascio lì così, che potrebbe essere stanco. Butto lì così. Potrebbe, non gli possiamo dire niente se non grazie, ma veramente professionalmente e di cuore. Sono due grazie diversi. Professionalmente, che è la cosa più importante, perché dimostra un modo serio, pulito, concreto, costruttivo di fare il dirigente e di portare un certo tipo di comportamenti, quindi grazie. E poi un grazie da un punto di vista umano, perché abbiamo visto anche lì dei bei comportamenti fuori dalla panchina, da gran signore, quindi da parte mia gli direi solo due grazie che confluiscono, no? Sono appunto professionale e umano, però in queste cose possono confluire come un bellissimo affluente. Però quello che dici tu può esserci, l'ha detto anche Conte, cioè non è sempre scontato che lui, ottimo nonno di famiglia, decide di rimettersi scarpette e pantaloncini, sta tutti i giorni sul campo di allenamento, anche lui può anche dire, come ha detto Ranieri, no? Io paradossalmente ho girato il mondo ma non conosco il mondo. Lui può anche dire io voglio godermi 7 giorni su 7 i nipoti, la famiglia. Che mica poi Dario, lo stiamo sfiorando l'argomento. L'approfondimento sui calciatori che torneranno si farà, sì, ti assicuro che si farà. Già l'hanno detto che non lo riscattano. Lindstrom non lo riscattano, quindi torna sicuro, e poi devi decidere se lo riesci devi vedere se lo riesci a piazzare o se vuoi provare a recuperarlo, eccetera, eccetera, anche se non so, poi veramente dipenderà tutto dall'allenatore che ci sarà, perché non... Se tu dici, vedi, non sono a livello per Conte, si rimanderanno di nuovo in prestito, ci vogliono i calciatori, senza dubbio, sarà un mercato interessante, a dir poco interessante. Se abbassi le pretese, poi Nathan non è stato pagato tantissimo come Lindstrom. Nathan si fa una finale. Nathan si farà una finale col Betis. No, infatti, siccome Nathan è stato pagato 9, e sono già 2 stagioni, quindi tu hai ammortizzato il 42 più 30, il riscatto è fissato a 8, perché De Laurentiis è un furbacchione, cioè è fissato con una notevole plusvalenza. Fai la plusvalenza. Cavolo, come no. Però può anche essere trattabile, perché già se la fai a 5 è una minima plusvalenza, per dire. Quindi il problema è Lindstrom, che 30 più bonus più il procuratore, quindi Lindstrom lo devi vendere a 21,5. Altrimenti se arrivi dal terzo, perché quello si è fatto un anno sarebbe nel terzo anno che comincerà a ammortizzarlo un pochino meglio. Ma Però vedremo. non considerate i bonus e i costi dei procuratori,
che poi vengono, infatti quando a fine anno ti dicono vedete le squadre che si dicono un sacco di cose in queste trasmissioni dei giocatori, e però quelli come se non contasse, invece sono soldi, e tra l'altro sono soldi che non vanno nell'ammortamento, quelli sono netti. Sì, Sono nel netti. senso netti. Se tu hai 30 più 5 di commissione, i 30 li ammortizzi a Napoli in 5 anni decrescenti. Guarda, Antonio 3, sopporti, per chi tifa PSG in finale sopporto pure Allegri e il Bergamasco. Non puoi decidere tu quello che devo fare io. È capace, ti posso sorprendere. Posso farmi analisi di Allegri e scoprire che invece è un grandissimo stratega e odiare per esempio Gasperini come uomo, perché là è un odio proprio a pelle proprio per la persona che mi ha dimostrato di essere in pubblico. In privato non lo conosco, magari è adorabile. Io posso sorprenderti che di Allegri l'anticalcio, e posso scoprire, se magari faccio le analisi a freddo, che magari è un grandissimo stratega, eccetera eccetera. Watch me, stay tuned, perché potrebbe sorprenderti. L'importante è che non mi dici tu a me quello che devo sopportare. Non funziona. Intanto è molto grave che persone che sbandierano sempre di essere di sinistra poi mi sembrano sempre il dottor Stranamore a me, comunque so. Quindi poi alla fine sto braccio si alza comunque. Io lo alzo perché devo accedere alle telecamere che si spegne, poi mi prendono. Quindi uno sarà anche libero di tifare chi non vuole. Seconda cosa, io adesso stavo parlando di Gasperini, no di Conte, adorabile. Non mi mettete in mezzo parole che non ho mai detto. No, ce l'ho su hard disk separati, però la prossima volta se vuoi ti faccio la sfida, sono decine e decine di foto, alcune anche quando mi sono trovato a Parigi, che il Parco dei Principi non manca di omaggiare il Napoli in situazioni di felicità, per omaggiare dei campioni scomparsi, anche dei ragazzi scomparsi. È successo non solo per Ciro Esposito, anche per Daniele, cioè, per il piccolo Daniele, spesso sì. Compaiono questo l'Istituto Luce eccetera omette da dire, no? E quindi va bene prendersi gli insulti e poi arrabbiarsi se viene espulso Koulibaly, adesso ci dimentichiamo tutto, cioè, io su questo sono liberale, uno può fare quello che vuole in qualunque momento, può cambiare squadra, chi sono io per dirlo, non gli darò niente, né se incoerenze, cornuto, musicale là. Però c'è un elemento, a prescindere dal giocatore che è andato, che la tifoseria del Paris Saint-Germain ha avuto sempre un occhio diciamo benevolo. Mi ricordo anche delle volte che ha preso delle posizioni importanti, quando il famoso striscione a Torino, Vesuvio Wash Up, no? Lavali, ci fu una risposta a Parigi su quello striscione. Sono passati tanti anni, voi non me lo ricordate. Quando sono stato a Parigi ero più amato io in quanto tifoso della Napoli che loro che amavano il loro Paris Saint-Germain. Quello che sta facendo Luis Enrique è dare non solo una squadra, una quadratura di squadra, ma anche cercare di renderla meno aliena come squadra rispetto alla città. Questa è una cosa che vi posso dire, i parigini sentono un po', e quindi sarà molto difficile e ci vorranno un po' di anni per farla sentire proprio loro. Tra l'altro c'è anche la diatriba perché il presidente del Paris Saint-Germain, che tra l'altro è la destra del commissioner dell'NBA, vabbè, cioè, uno dei nemici si deve scegliere pure buoni, Valerio, nel senso non mi sembra un cavallo perdente, cioè lì si sta spostando tutto un asse geopolitico incredibile, però diciamo più sta questo c'è il fatto che lui vorrebbe un nuovo stadio, cioè, è molto complessa la situazione, però i tifosi parigini e il Paris Saint-Germain hanno avuto sempre parole non solo benevole ma di supporto al tifo napoletano. Questo è un fatto, poi uno lo stesso può non tifare, mi sono antipatico, liberissimo. Esatto, rispondo ad alta voce. Quindi ci puoi stupire che potrai apprezzare Gasperino e Allegri, ma non che non ti farai Paris Saint-Germain. Esatto, perché l'ha già deciso. E che non posso assolutamente tifare per l'Inter. Abbiate pazienza, posso non tifare per nessuno. Ma visto che ho una simpatia nei confronti di una squadra che gioca a me, che è pure bella da vedere, nei confronti di Fabian Ruiz, mi sta entusiasmando Donnarumma, che non mi entusiasmava prima, che comunque è il portiere nostro delle zone nostre, Verratti all'epoca, Lavezzi, Cavani, eccetera eccetera, abbi pazienza, vado per il gemellaggio. Uno dei primi capitoli del libro di microeconomia, alcuni la chiamano microeconomia, alcuni economia 1,
che precede economia 2, che è la macroeconomia. Cioè, mi ricordo che c'era uno di questi esempi, e arrivo subito al dunque, che diceva, partiva dal fatto che se una persona, anche non necessariamente tifosa, accende la televisione e c'è un evento sportivo, diceva per esempio una partita di calcio, sarà automaticamente portato a tifare una delle due squadre. Diceva per le ragioni anche a volte più razionali, può essere semplicemente perché per quel colore della maglia, diceva, però è automatico, cioè è molto raro che uno, diciamo, non parteggia a un certo punto per una delle due squadre, anche se non le conosce e non è tifoso. Allora lì dobbiamo dire, sono tutti cornuti perché stai tifando senza neanche una ragione razionale per quella squadra. In realtà lo sport dovrebbe dare, soprattutto se tu non sei parte in causa, quindi ci sono interessi economici, gioie, emozioni e a volte anche delusioni, no? E mai, insomma, diventare l'ennesimo terreno di violenza, scontro, offese, eccetera. Ma questa è solo la mia opinione. Io, cioè, non è manco il vomero, cioè l'opinione basta. Finiamo i vocali insieme. Antonio, sono d'accordo, dobbiamo vincere lo scudetto, il resto è noia. Senza dubbio, sarebbe fondamentale. Recuperiamo Pino. Postilla di riferimento, caro Valerio. Ultima cosa, quando esce lo vodka, mamma mia quanto manca lo vodka, e soprattutto quando Anghissà ci gioca in ciabatte, è da togliere subito. Niente, Conte non lo capisce. Però purtroppo ci dimentichiamo. Aspetta, poi era partito un altro vocale. Quanto manca lo vodka qui? Oggi sì, è proprio quella squadra dove serve quel tipo di giocatore che ha quella capacità, personalità, che non si sente l'uomo addosso. Su Anghissà non sono d'accordo, perché a un certo punto tu dici va tolto, intanto chi metti Asa? Però ragazzi, rivedetevi poi la partita senza l'emotività. No, dicevano Billing al posto di Anghissà invece del posto di Raspadori, no Asa. Poi in realtà uno dice non è che ha tolto Anghissà, ha messo bene, ha tenuto, quindi in realtà ha rafforzato il centrocampo, quindi no? Lui dice, visto che sta soffrendo Anghissà, gli metto un altro giocatore vicino. Tutto sommato non è illogica come cosa, è che tu hai avuto Politano che non ce l'aveva più, Lukaku che ogni tanto qualche palla potrebbe difendere. Oggi per esempio non gli hanno dato quel metro perché hanno mantenuto sempre una buona gamba, una buona prestazione anche atletica, quelli del Genova, onore a loro, e quindi poi non ha avuto, oltre quel piedone che si è conquistato il fallo, eccetera. Io non sto dicendo che è stata la migliore prestazione di Anghissà, però vedo molta emotività. Se voi vi rivedete la partita, soprattutto nel secondo tempo, incominciate a vedere, qua ha recuperato qua è andato a combattere, qua è andato a fare la scivolata e l'azione ripartita, non me ne ero accorto, quindi... Poi io penso che gli amici Bellini saranno sorpresi dalla reaction, perché io ovviamente non ci siamo messi d'accordo, perché io non posso sto guardando la partita, sto registrando, dico parecchi bravo Anghissà, specialmente nel secondo tempo, no, perché ma io queste cose sono vecchio, Valerio, le so. Lo dico io sono uno di quelli che lo dà addosso, se abbiamo inventato qua il fatto di giocare scalzi con le ciabatte, con le cose, lo do addosso quando non è, e invece l'ho detto spesso bravo Anghissà oggi, quindi io non sono completamente in linea con gli amici Bellini in generale oggi, e sono più in linea con Guido, e aggiungo, non sono in linea con Guido su tutto, su tutta l'analisi della rosa poi del Napoli, perché faremo poi un approfondimento finale quando sarà il momento di fare l'approfondimento finale. Continuiamo con i vocali. Voglio morire. Rimani vivo. Buonasera Diego. Valerio, e buonasera a tutti gli amici e amiche belline. Non so se sia stato già affrontato come discorso, ma ci tengo a levarmi questo particolare sassolino dalle scarpe. Ovvero, questo pareggio serve da lezione a tutte quelle persone pseudotifosi che dir si vogliano occasionali, che cialtroni, aggiungerei, che già sventolano bandiere, sciarpe, tatuaggi col 4 tatuato addosso. Serve da lezione, perché qui nel calcio, ma nella vita, nessuno regala niente a nessuno e te le devi sudare le cose. E sbandierare in questo modo non fa altro che dare forza a quelle persone che a noi ci criticano e ci denigrano e ci prendono in giro da sempre. Quindi testa, piedi per terra, e vinciamo queste due partite, e dopo si sventoleranno tutte le bandiere che si vorrà, ma prima le devi vincere.
Io sono d'accordo con Carmine, nel senso che voi lo sapete, l'anno scorso, 2 anni fa, ci siamo anche divertiti con qualche bandiera, mi sono divertito a disegnarle, a darvi, a seguire i vostri design per godercela insieme. Io non ho aperto nessun file, ne abbiamo parlato nel gruppo, insomma, teniamo un'iniziativa in testa, ma non ho avuto assolutamente il coraggio. Ragazzi, ma veramente, ma come si può pensare di esultare quando ci sono 3 punti di distanza? E adesso ce n'è uno, ma erano solo 3, e c'erano delle partite da fare che non sono assolutamente scontate, dato il modo in cui sta giocando il Napoli. Quindi sono assolutamente d'accordo, è folle e non siamo proprio abituati. Tu dici qui, noi vinciamo tutti gli anni, siamo abituati a fare così, il Napoli è abituatissimo a fare la lotta punto a punto e a uscirne vincitore, non siamo abituati, quindi non capisco. Sempre il punto principale, no? Nel senso, che non era la rosa più forte e non lo è del campionato. Senza dubbio. Quindi cioè, non è che dici sei più forte, oppure detto è dimostrato che non partivi da favorito ma stai schiantando tutto. B, ti sei scusate, indebolito. C, vi ricordo, aggiornando, la nostra media gol è 1,58, che è di gran lunga la più bassa del campionato a 20 squadre con la regola dei 3 punti. Cioè, per andare a una media più bassa dobbiamo beccare il Milan 1,71, è tanto, che infatti è lo scudetto vinto col punteggio e i gol più bassi, no? 65. Noi non ci arriviamo a 65 gol, ragazzi. Cioè, questi elementi, lo so che non interessano perché è molto più importante darvi dei cornuti, però cioè, tu vincere uno scudetto, poi sarebbe un'eccezione, cioè, addirittura non siamo manco 1,6 come media, 1,58. Poi negli ultimi anni questa media 2,34, 1,81, sempre il Milan, perché il Milan vinceva degli scudetti con Capello, non prendendo gol, facendo pochi gol. Poi 2,02 il Napoli, 2,34 internazionale, quindi stiamo andando a una media molto rischiosa. È vero che ci salva, diciamo, questa grande difesa, che però non è superiore a quella di Spallettoni, perché Spallettoni era 0,73, noi siamo 0,75 e non è minimamente paragonabile agli anni quelli che la Juve non prendeva gol manco se gliela buttavi con le mani, che era 0,52, 0,52, dati che, ripeto, non interessano a chi sposta l'attenzione sulle altre cose. Però questo no, cioè non è il Napoli di Careca, Maradona, Alemano eccetera, dice vabbè il Milan era forte ma pure noi eravamo forti, punto a punto vediamo chi è più forte. Qua non sei più forte e hai perso pure Buongiorno e Juan Jesus, tutto sommato Neres non sarà come Kvaratskhelia, però gli abbiamo regalato Neres e in un periodo è stato fuori anche Spinazzola, Mazzò, che era tutta la fascia sinistra, no? Ricordi? Quindi vari elementi che vanno presi in considerazione. Ecco, non è una preoccupazione, diciamo, campatinaria, è una preoccupazione che è data da tanti elementi, che sono elementi di calcio. Ho detto, questa è una squadra che deve fare molta fatica, ma faticare, no? Per vincere le partite. Non ha 3-4 fuori classe che tu dici, vabbè, tant'è vero che abbiamo festeggiato dopo le guerre puniche un gol su punizione grazie a Raspadori, però noi non ne facciamo tanti, i calci d'angolo non sono così pericolosi, non ne parliamo dei rigori che ogni volta sudiamo freddo, eccetera. E questo non conta, e questo non conta, e questo non conta. E tanti elementi vanno presi in considerazione. Siamo arrivati al dottor Varone. Ti posso, forse voglio farti una sorpresa, che proprio per copro un secondo, voglio vedere se trovo una cosa. Va bene, io intanto ascolto il vocale. Siamo arrivati al dottor Varone. Ciao Valerio, amici bellini, ci tengo a condividere con voi quella che è stata la mia percezione del match riguardo soprattutto sul gol subito, il secondo nello specifico. Guardate caso, Billing è andato a coprire la zona che è destinata a Buongiorno, che è mancante chiaramente. Ci tengo a riprendere anche il concetto di esseri umani che Valerio giustamente fa presente spesso. Non ci dobbiamo dimenticare che loro sono appunto ragazzi, e non mi sembra tra l'altro che Anguissa, che molto probabilmente se ne andrà, abbia giocato male e non è giusto a mio parere che venga accusato come di non essere responsabilizzato della causa, di non sposare la causa del sacrificio, dell'impegno da parte dei calciatori della squadra.
insomma secondo me anche lui sente la missione e queste ultime finali, ecco. Non credo che lui, Anguissa, non abbia ben presente quale sia l'obiettivo comune di tutti, quindi mi sento di difenderlo, come mi sento di difendere tutti quanti e soprattutto l'allenatore che si trova in una situazione da gestire che appunto vorrei vedere chiunque altro nei suoi panni appunto a ricoprire il suo ruolo con tutte le difficoltà che ne conseguono in questo momento. Grazie, un abbraccio Vale e forza Napoli sempre. C'è una postilla. Fabio Versatile, frate, stai calmo, non ti agitato assai, che ti fa male, ti capisco, stai rilassato, tutelati la tua salute. Tutelati, ok. Vedi, alla fine, nel finale, abbiamo trovato pure un vocale che invece aveva visto la partita di Anguissa diversamente. Che bellezza della community. Una cosa che mi fece soffrire, mi ha fatto soffrire per tanti anni, e ve l'ho sempre ripetuta, non è vero che Maradona era osannato e basta. Prendeva un sacco di critiche. E considerate che io ho vissuto gli anni più belli, no? Perché quando è arrivato Maradona ero un bambino, poi diventato adolescente, quindi le emozioni sono con la lente di ingrandimento, sono esaltazioni pure, no? Non sarebbe la stessa cosa se avessi vissuto Maradona a 50 anni. E cosa mi faceva soffrire? Siccome la memoria è una cosa buona ma è anche una condanna, e ho finito, poi le stesse persone, io me lo ricordo, me li ricordavo anche se non c'è YouTube, non puoi dire no, ma io così, io il giorno prima di partire mi è venuto a salutare, è andato a salutare, feci la conta, 77 giornalisti, e la giornata è fatta di 24 ore, cioè. Allora sono andato in cantina e ho recuperato una cosa che mi portò un papà quando è arrivato Maradona, questo perché che è la maglia che fecero. Ovviamente ero piccolino, no, perché non mi entrerebbe. Che bello, proprio Quindi si vede non dal sono font cose che dici, che ma tu adesso chissà che cosa eri quando eri bambino. No, no. E dell'epoca sì, è scolorita, eccetera. Okay. No, si vede il Quindi font questo che quando sa arriva molto Maradona a Napoli chiese al papà. Sì, ma questo è proprio originale, nel senso. Quando arrivò, perché mio padre ho detto non osare tornare da Napoli senza la maglia non erano fighe come quelle di adesso che fa là. Questa è la famosa maglia di Maradona e questa, quando ti dicevo io giocavo perché io sono nato portiere, è stata la mia prima maglia di quando ho giocato piccolina. Quando dicevo vedi qualche numero io indossavo. Come ti permetti? No, è perché ero forte, poi nel caso per dire, quindi, il discorso, per tornare, non si tratta di difendere, quando dice uno mi disse il tuo cocco merce, non si tratta, è semplicemente di non farsi prendere per i fondelli da questa narrazione. Valerio, io ti ho sentito prima di entrare, hai detto una cosa, ti avrei abbracciato perché hai detto una cosa di una verità, di un'intelligenza, di un'unicità incredibili. Statevi attenti che costruiscono una narrazione furba e subdola, come succedeva quando la Juve, noi tiravamo la volata e poi vinceva, perché devi costruire l'epica, perché così è anche molto più divertente poi la caduta, eccetera. Quella è tutta strategia comunicativa, narrativa, e voi ci cascate come all'occhio. Prima uno vince, poi si può togliere con chi vuole, andiamo nello sfottò, eccetera. E invece questa cosa è molto vera, è successa nel passato. Adesso ovviamente ci sono molti più mezzi, molte più emittenti, molti più youtuber, quindi è più diffusa, però non è cambiata, io l'ho vista crescere. E Valerio vi ha insegnato la via, occhio, e voi non cascate in questi tranelli così di basso livello, perché è stata costruita una cosa, tutti, no? E Favori ha già vinto, perché poi sarà molto più bello umiliarci, eccetera. Allora uno invece distacco, cosa, età, noi non siamo favoriti, siamo il quinto, il sesto fatturato, monti ingaggi della Serie A, eccetera. D'altra parte, Guido, io non so se l'ho detto perché sono tanti pensieri che nei vari video si affollano. Pure vincendolo lo scudetto, loro sono pronti a ribaltarla l'epica e a sottolineare solamente la finale di Champions. Cioè, c'è anche questo pericolo qua, cioè, ma 10 volte io andrò a tifare per il Paris Saint-Germain per non sentirmi dire che il mio scudettino numero 4, di cui io andrei fierissimo perché è stato sudato, non vale niente perché l'Inter ha fatto l'impresa incredibile della Champions. Esatto. Ma per favore. Sei fregato comunque, perché comunque
loro non si sono impegnati al massimo perché dovevano fare la Champions. Poi anche se l'hanno perso, ce l'hanno regalato loro perché tanto loro ne tengono 20, hanno la seconda stella. Ma ragazzi, ma siamo tifosi del Napoli o che? Ma veramente non riusciamo a coglierle certe sfumature? Sembra che ce lo facciamo di male a noi stessi di proposito. Veramente è facile arrivarci. Non lo so. Guido, sì, è molto facile. Secondo e te, ripeto, JJ è recuperabile? no, forse col Cagliari. Ragazzi, stagione finita. So, e tra l'altro io una fonte buona c'ho, è 100% di cose vere. L'ha detto anche Conte, che il ragazzo sta facendo il matto, perché lui vorrebbe spingere, ma i dottori lo frenano. Hanno detto no, poi tu non hai il ritmo gara. È andata male perché tutte e due, tra l'altro, stavano giocando bene. Buongiorno, tranne la partita dove emotivamente era veramente difficile per lui col Torino. Era contentissimi del campionato di Buongiorno, no? È entrato Juan Jesus, non solo non abbiamo perso un punto, abbiamo consolidato il primato in classifica, eravamo primo, quindi non ci ha fatto perdere come di là, quindi nessuno dei due ci aveva fatto sudare freddo. Poi qualche sbavatura la fanno tutti, però è un campionato di grande livello entrambi. Purtroppo lì siamo stati non fortunatissimi, e chi dice che invece no, è andato tutto bene, è andato tutto bene. Tra l'altro io lo dico sempre, Juan Jesus come quarto difensore, che poi è scalato al terzo, è un bel lusso, perché è uno che non scalpita perché non sta giocando un minuto, fa spogliatoio, ti dà certe garanzie, come quarto diciamo là. Poi addirittura ha preso il terzo posto, ha scavalcato nelle gerarchie, la fa mai, quindi un giocatore preso a parametro zero, con tutti gli elementi che vanno valutati, che non ha questo grande stipendio, che quindi ti mantengono quel monte ingaggi basso, che è la priorità di De Laurentiis. Però temo sicuramente col Parma no, però se gioca benissimo, non è che io dico ti sei sbagliato, che me frega, gioca benissimo, quella è la cosa importante. Vedi, Emiliano c'ha memoria, insomma, mi vengono in mente i video dei vari. Il Napoli ha vinto, l'Inter lo ha buttato, cioè già l'hanno raccontato, capito? Già si sta parlando dell'anno prossimo, la gestione del posto scudetto. No, veramente non serve nemmeno unire i puntini, ce l'hanno già disegnato, non hanno disegnato i puntini, l'hanno già disegnato, dobbiamo solamente guardare il disegnino per capire come stanno le cose. Veramente. Arbitraggio, Guido, visto che mi diceva Fabio che non so in quale trasmissione parlavano di rigore netto, non lo so, io ho visto pochissimo. Valentina ci dice non so cosa ne pensate, l'arbitraggio di Piccinini, un po' piccione, mi ha fatto annodare le budella, falli identici chiamati una volta sì e una no. Gestione a giocare il meno possibile. Secondo me quel fallo non è rigore. Mi spiace deludervi, anche perché sono quelle palle che ti sbucano lì. Sì, le abbiamo visto usare delle squadre. Scusate, ci sono state delle chiamate buone che tu dici, vedi, ogni tanto un arbitro un po' di personalità, tipo ha unito subito quello per perdita di tempo. Vasquez. E delle cose, sì, quindi secondo me è stato un po' un divago, nel senso che abbiamo visto molto di peggio quest'anno, ma totalmente ininfluente secondo me per il risultato, quindi quelli che dicono voi piangete, no, però delle cose che tu dici non ti spieghi. Per esempio c'è stato un fallaccio verso la fine della partita che era Billing, sì, che si è liberato, ha resistito alla prima carica, però poi alla fine è stato affossato e lui ha fatto bene a dare il vantaggio, anche perché sono minuti finali, è giusto dare il vantaggio. Però lì l'ammonizione, scusate, sto per starnutire il polline, scusate. Il polline. No, Martino. Però lì l'ammonizione è sacrosanta, se l'è dimenticata, no? Per il Napoli ininfluente, perché poi però non sai, ci sono stati qualche chiamata come hai ragione, me l'ero dimenticato, perché è stata talmente lunga l'azione che è passata in cavalleria. Hai ragione. Guido le guarda abbastanza con attenzione. Tu le guardi con gente mentre ti abboffi di cannoli siciliani lasciamo perdere. Ianarius riporta il grave errore sul primo gol del Genoa, che è arrivato su un fallo inesistente, cioè se Raspadori che salta io non vedo che lo prende, Vitigna che si contorce. Sì, quelle là sono però secondo me, io ve l'ho detto, sono molti arbitraggi scadenti.
oggi sarà forse che sono impermeato da un buonismo veltroniano, non lo so, non riesco minimamente a condannare, non che diciamo sono contento, un arbitro di personalità che ha dialogo, che ha occhio, che ha lucidità, no, perché non li vediamo in giro, però non ho avvertito faziosità, semmai quella mediocrità che a volte tu dici, vedi, si perde, perché io non penso che ci sia faziosità nel fatto di quel giallo mancato, è che proprio sono distratti a volte, no? Sono, non lo so, sembra quasi che ti fanno un favore. Quindi ho trovato un arbitraggio come molti ne abbiamo avuto quest'anno, un po' scadenti. Ce ne sono stati altri dove ci sono state parecchie azioni che tu dici, oh, vabbè, queste gridano vendetta. Sul rigore io mi sento di no, e non è quello di Spinazzone, perché quello di Spinazzone era molto più vicino, dove la palla di sbuca, prende comunque una parte del petto. Finalmente c'è stato un tifoso che ha trovato l'inquadratura giusta. No, non la prende quasi praticamente, forse con la mano. Tant'è vero che pare che nel VAR ha detto no, non la prende con la mano. Quindi, e anche se l'avesse presa, ha portato prima il corpo, gli è sbucato all'ultimo. Non è che è andato così la mano. E anche oggi io non credo che quello là, io non ne darei un rigore del genere, sinceramente, vale? Perché non trovo. Poi questi regolamenti sono molto faziosi, che ti danno la possibilità di essere un po' paraculo come arbitro, ma io non vedrei la volontarietà del fallo di mano, ti devo dire, da sportivo. Bene. È molto casuale quella, secondo me è molto casuale quella giocata, vale? Siamo verso il finale, perché siamo oltre le 2 ore e 30 totali. C'era un attacco invece a te quello che hai detto personale. tu sul fallo, sì. Ah sì, se sono attacchi sì. Attacco personale no, lo prendo perché lo so che tu ami. Vabbè. Egregio signor Guido, io direi ma non giochiamo queste ultime due, tanto in Champions ci siamo a prescindere, grazie per la continua iniezione di fiducia e alla sua personalissima classifica Guido. Un bel attacco personale scritto in italiano. Si è bloccato, no. Cioè, dov'è che io ho detto che non dobbiamo giocare? Io semplicemente non mi sono venduto la pelle dell'orso prima per la... Ma Guido, ma tu devi capire che noi, ti ricordi quando noi litigavamo via chat su Facebook? La gente non tutti lo sanno, ma io e Guido litigavamo ma di brutto su Facebook, perché Guido c'ha un modo di non anticipare i tempi, proprio di quello che parlavamo, stampare bandiere prima del tempo, farsi tatuaggi che non è il caso, che purtroppo comunica, piaccia o no, Guido, piaccia o no la matita rossa o la maglietta rossa, comunica pessimismo, non c'è niente da fare. Quindi io e Guido andavamo sempre allo sconto, specialmente quando poi lo leggi scritto, perché non si vede il modo in cui ti sta comunicando le cose. Se però tu poi a Guido lo ascolti per un po' di tempo ed entri nella sua frequenza mentale, vai un pochino oltre quelle che sono non le previsioni, ma insomma le intuizioni su come poi il calcio si sviluppa, e vedi altre cose. Io non baratterei mai un ottimista sfegatato che dice vinciamo la prossima pure la vinciamo, l'altra l'Inter la perde, quell'altra la perde, noi vinciamo tutte. Non baratterei mai un ottimista del genere con un Guido che ha fatto crescere la qualità del canale in maniera esponenziale e mi ha fatto capire delle cose prima degli altri. Me lo prendo questa cosa e gli rispondo con totale serenità, e mi stupirò anche della brevità. Un mio caro amico, che è un prete, Don Ciro, e non è l'unico, però insomma, pensare a un prete che dovrebbe avere uno sguardo teologico, lo Spirito Santo, una volta mi disse: tu sei un uomo che non si scoraggia mai, non ho mai visto una persona più, insomma, e questo non si può sposare con il pessimismo, però le due cose sono un po' diverse, caro amico Bellino, perché, e io infatti mi definisco un inguaribile romantico ottimista, le cose che posso controllare in prima persona, pure se prendo mazzate, delusioni, cioè io ho fatto una carriera nettamente inferiore alle mie possibilità, lo so, e non me le restituirà la vita, però non mi sto piangendo addosso, però almeno ho fatto le cose libere, no? In tutto, e parlo di altri, non ho mai avuto incarichi nel sindacato internazionale, eppure dicono che sia un cervellone, non solo in campo, diciamo, culturale, ma la normativa per quanto riguarda tutti i meandri della SIA, delle cose, cioè che la gente non conosce, ma non affrontiamo questo. Però ci sono delle cose che a me non piacciono, e finisco, tipo il lotto e queste cose del calcio.
Io non ho mai giocato all'otto perché è una cosa che non posso controllare. E allora sono pessimista. Cioè devo stare lì passivamente e sperare che escono i numeri che ho sognato io. Non lo farò mai. Sono pessimista? Ok, me lo prendo. Semmai sono soggetto passivo. Non mi piace essere soggetto passivo. Quindi mi puoi dare mazzate, posso perdere 10 partite, però non mi scoraggio, mi devo rialzare e devo provare a fare le cose. E comunque qualcosa ho fatto nella vita, nel senso che se no sarei già morto di fame. Cioè. Sullo sport, una cosa è la passione, enorme, ti ho fatto vedere una maglia di quando ero bambino, un'altra cosa è essere soggetto passivo. E di nuovo, allora lì tu mi chiedi di essere qualcosa che non posso essere, perché non dipende da me, dipende dagli altri, non è una cosa dove io stringiamo, dottore, chiamerà, dobbiamo vigilare, sono cazzate. Non possiamo vigilare, perché poi l'arbitro oggi poi ha dato fallo, calcio di punizione e hanno fatto gol, dobbiamo vigilare. Ecco, se voi pensate che questo è pessimismo, io che non sono un fascio come quelli là, ok, mi sta bene, io lo chiamo semplicemente qualcosa che non posso controllare e che posso osservare e studiare. Siccome non gioco e non alleno il Napoli, sono veramente soggetto passivo e posso semplicemente ricordarmi, avere tutti i dati, fare delle analisi, manco previsioni, delle analisi per capire meglio le cose, questo riesco a fare. Non mi potete chiedere di diventare un soggetto passivo che pensa di essere ottimista, se no sei pessimista. No, non lo so, io non amo essere soggetti passivi nella vita. Se no avrei fatto il culo e avrei fatto altre scelte nella vita e mi porterebbero, ma a me l'unica persona che mi porta i cannoli è l'unica che è autorizzata a portarmi i cannoli è la mia amata Sicilia, eccetera. E tra l'altro sono siciliano. Sono originali. Quindi spero che insomma di aver risposto, quindi nessun pessimismo, io lo voglio vincere più di tutti, sia chiaro, ma scenderò in campo? No. Arbitrerò? No. Deciderò gli orari delle partite? No. Che cosa posso fare? Niente posso fare. Posso guardare la partita e ricordarmi le azioni e discutere con serenità e spero sempre, l'ho fatto con educazione con voi. Punto. Poi, cioè, però se voi vedete che non tutti che questo è pessimismo, alzo le braccia, per carità. Io non voglio essere soggetto passivo nella vita. Questa è stata la mia caratteristica. Spero che oggi per chi voi sia chiaro adesso il messaggio. Quindi io queste due partite le voglio vincere. Sarà facile? Secondo me no. Le perderemo, ma spero proprio di no. Cioè, vi posso dare la mia certezza e la mia parola d'onore? No, perché io posso dare la mia parola d'onore. Se tu dici Guido mi farai questa cosa, sì, te la faccio. E Valerio sa che se gli dico una cosa che gliela faccio, perché la parola d'onore ha un peso, ma non posso garantire per qualcosa dove io non ho nessuna funzione, manco di lavare le magliette a questi calciatori, cioè zero, non sono manco l'ultimo dei fisioterapisti, cioè, quindi uno psicologo, i ragazzi che cerco di motivarli, quindi come posso garantire per qualcosa dove io non ho nessuna funzione? Secondo me questo è logico. Forse sulla psicologia, se ci si cominciassero a seguire da New York, no, io voglio ringraziare Guido. D'altra parte c'è il contraltare. Valentina dice: ragazzi, non scherziamo proprio. Io se sono 3 anni che non mi intossico più, è tutto merito di un bassista che abita a New York e di un giornalista cinematografico con capelli scompigliati. E chiudiamo così. Grazie Guido e a presto. A presto. Io invece dico: non ci scoraggiamo, fate con tutto l'amore che potete e ascoltate meno. Cioè noi siamo uomini d'amore, porca miseria. Com'è possibile che da uomini d'amore siamo diventati uomini che insultano gli altri? Dov'è questo bivio che è andato? Quindi da donne, auguri a tutte le mamme, auguri a tutti quanti. Valerio, ci aggiorniamo. Dai, mi prendo il pessimismo, però solo io, però voi non. Stavo quasi riuscendo a non già. No, quello mai, perché quello mai, non so mai dove è finita la maglietta, quanto ero piccolo, visto Valerio, cioè da 1,90 quella non l'ho presa adesso, quella è da non si può prendere, si vede dal font. Un bacione a Guido Gentile. Amici bellini, io vi ringrazio e vi saluto. Chiudiamo con una roba di cronaca. Sarebbe doveroso mettere le 2 gare in contemporanea, io così sapevo e così ci avevano detto che insomma almeno le ultime 2 dovranno essere in contemporanea.
rimarremo sorpresissimi se questo non accadrà, ma d'altra parte un'altra cosa che abbiamo scoperto è la sorpresa che da regolamento devono essere per forza almeno una partita la devi fare alle 12:30 e non è ancora accaduto per tutte le squadre. Di conseguenza io vi abbraccio e vi bacio. Ci siamo giocati il bonus, nient'altro. Poi arriverà la reaction prima, che potrebbe sorprendervi, e poi l'analisi. Siamo scafati, abbiamo le spalle larghe sotto questo punto di vista, siamo abituati a cose varie, quindi non ci faremo trovare impreparati in nessun caso, dopo aver fatto Napoli-Verona in diretta, ma figurati se ci... La sigla, va, la sigla, come dove sta la sigla? Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Troviamo una casa siete troppo forti.